per me che l'ho provato, cioè io stamattina sono stato qui dentro perché una decina di giorni fa ci avevano trovato con dello scotch e delle immagini di foto alluvionate, per cui hanno ben pensato di indagarci per tentato delitto, deterioramento di beni culturali e concorso in queste due cose. Quindi a un certo punto mi è salita molta rabbia e ho pensato anche se questa cosa a chi non la vive, cioè se fa paura. Ma in che senso? Secondo voi è normale che io stamattina alle 7 mi sono dovuto svegliare perché delle persone avevano un mandato che gli dava diritto di buttare giù la porta di casa mia se io non aprivo per dello scotch? Questa cosa non ci ferma perché sappiamo di essere dal lato giusto della storia. Sostanzialmente chiediamo della verità anche in queste indagini, perché c'è ridicolo, a me fa sorridere pensare che vivo in un paese in cui 2 ricercatori universitari, una studentessa liceale e una neodottoressa in biotecnologie sono portate dentro e indagate per quello che vi ho detto, per quello che hanno fatto. Può spaventare, può far sorridere e niente, ci vediamo a maggio a Roma per questo. Davide, no? Buongiorno, buongiorno, siamo partiti con queste bellissime immagini che ci ha mandato il sindaco di Rocca Pietro De Bernardin, che ringrazio tantissimo, e poi vi ho fatto sentire l'intervista di un attivista di ultima generazione, perché questa mattina parleremo proprio di questo con i nostri ospiti, questi ragazzi che forse molti li condannano senza neanche conoscere e sapere perché stanno facendo anche delle azioni che non sono a volte molto capite, ma perché forse non approfondiamo il tema, forse anche noi dobbiamo capire di più. E ne parleremo questa mattina con la dottoressa Maria Letizia Ruello, attivista ultima generazione. Buongiorno Letizia, grazie di essere qui, buona giornata. E anche con il giornalista collegato con noi da Padova, Sergio Frigo, che si occupa anche lui di ambiente, sentiremo cosa ne pensa. Io sono molto preoccupata, se devo dirvi la verità, perché mi sembra che qua ci sia solo la rincorsa al cemento, è inutile che me la vengano a raccontare, parliamo di grandissime infrastrutture senza pensare invece a quello che veramente ha bisogno il territorio, che sono tantissime altre cose e non di sicuro colate di cemento, però il business è là. Il business nel vino, il business nel cemento, e dove troviamo i politici là ci sono tutti, non c'è problema. Dove c'è bisogno di vederli non ce n'è mai neanche uno, però io lo dico. Adesso siamo anche in campagna elettorale e anch'io dico quello che vedo e che penso. Allora partirei proprio da Maria Letizia Ruello, attivista ultima generazione. Allora, com'è la situazione? Perché non è facile neanche per noi, per molti anche capire, perché forse vi fanno vedere poco, spiegano poco il perché di questi gesti, anche estremi a volte, anche condannabili da qualcuno a volte, ma sono proprio per attirare l'attenzione, per dire così non si può andare avanti, dovete fermarvi. Prego Maria Letizia Ruello. Mirella, io intanto ti ringrazio perché sai veicolare certi messaggi, guarda, veramente ti ammiro. E la situazione, dici, dei gesti estremi, ma sono tutti gesti non violenti, nessun danno permanente, il massimo rispetto alle persone, il metterci, agire sempre a viso scoperto, realizzare video, comunicati stampa, prendersi tutte le conseguenze legali, certo, protestare, ma lo dicevi anche tu, quante occasioni ci sono per dover protestare e invece dall'altra parte quante occasioni ci sono perché venga data voce alla gente? Chi è che deve decidere di come organizzare la vita dei nostri territori? Certe decisioni ce le vediamo sempre calate dall'alto, raramente sono decisioni che ci vengono a favore, forse qualche territorio riesce a raccogliere un po' di briciola, ma il vero business va ad arricchire sempre qualcun altro che non è la gente, che si invece prende i danni di queste scelte, qualche rara volta le briciole, ma molto più spesso i danni di queste scelte. Molto chiara. Sentiamo anche cosa ne pensa
il dottor Sergio Frigo. Allora, dottor Frigo, cosa ne pensa di queste parole di questi attivisti e che di molti, bisogna anche dire la verità, molti cittadini non conoscono, criticano perché fanno vedere anche, diciamo, queste azioni. A mio avviso, se fossero altre angolazioni e altre spiegazioni, forse si capirebbe di più. Lei come la vede, dottor Frigo? Buongiorno innanzitutto, ma io la vedo sostanzialmente favorevolmente la loro azione. Meglio, allora distinguo, sono assolutamente d'accordo con i contenuti che portano avanti, in particolare la lotta ai sussidi alle industrie dei combustibili fossili è uno scandalo da milioni di euro in Italia e da miliardi di euro di dollari nel mondo. E quindi su questo hanno assolutamente ragione, sull'allarme che lanciano hanno assolutamente ragione. Io ho alcune perplessità sui metodi perché ha ragione la collega che è presente con me, ha ragione, sono gesti non violenti, quindi sono assolutamente addirittura abbiamo visto recentemente le sentenze, le prime sentenze dei giudici sono assolutamente comprensive nei loro confronti. Il problema è che sono gesti che sollevano nell'opinione pubblica, in particolare nelle persone che ne sono coinvolte, degli atteggiamenti di repulsa, di ostilità. E quindi diciamo che alcune di queste iniziative, bisognerebbe entrare nel merito delle iniziative singole che vengono portate avanti, ma alcune di queste iniziative, ad esempio il blocco del traffico sulle tangenziali, sono iniziative che creano ostilità nei confronti delle persone che ne sono coinvolte. Quindi direi che l'invito che farei a questi ragazzi è di individuare forme di lotta magari altrettanto visibili, però meno impattanti sulla popolazione. Dottor Frigo, è anche vero però che noi vediamo questi giovani sempre nei lati negativi, sempre con esempi negativi. Non gli interessa niente, non si interessano di politica, non hanno voglia di fare niente. Questi sono i messaggi che quasi sempre arrivano. Io spero di no con la mia trasmissione, perché io li difendo a spada tratta. Però purtroppo i messaggi sono questi. Mentre abbiamo dei giovani tanto preparatissimi. Guardate che se forse li ascoltate di più, si lasciassero parlare di più e capiamo veramente che stanno combattendo anche per noi, per il nostro bene, non solo per il loro, ma anche per il nostro bene, per una qualità della vita migliore. Forse saremo anche più comprensivi in questi gesti che non fanno male a nessuno, ma nell'angolazione che la fanno vedere e non la spiegazione poi, perché avete sentito quando parlano poi, non è che li lasciano molto parlare e spiegare il gesto, cosa comporta, come verrà pulito, chi pagherà. Si vede il gesto e si vede questa, per fortuna che abbiamo queste interviste che mi ha mandato Maria Letizia Ruello. I giovani invece sono in prima linea, nei scioperi che fanno per il lavoro, sono loro, sono gli unici ancora che scendono nelle piazze, ma dobbiamo ascoltarli questi ragazzi, dobbiamo dar loro la parola, perché ricordatevi che il futuro è loro, il nostro ormai sappiamo bene o male, ma il futuro è loro e loro stanno combattendo per questo e attualmente ci siamo anche noi, combattono anche per noi. Cosa ne dice, dottor Frigo? Poi sentiamo Maria Letizia. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. L'unica cosa che mi rammarica in questi anni è di vederne troppo pochi in piazza di giovani, perché le prime manifestazioni sul clima, Friday for Future, anche vi ricordo a Padova, la prima manifestazione sul clima c'erano circa 15.000 persone, le ultime che hanno fatto erano, non credo che arrivassero al migliaio. Diciamo che l'unico rilievo che mi sento di fare ai giovani
lottano davvero per il nostro e soprattutto per il loro futuro, e quindi hanno tutte le ragioni di preoccuparsi e di chiedere a noi più adulti di prendere delle decisioni e delle iniziative e delle attività, anche nelle attività quotidiane, hanno tutte le ragioni di chiedere maggior coerenza. Diciamo, mi piacerebbe vederne ancora di più, e soprattutto poi da parte dei miei coetanei, della politica, dell'impresa, che spesso sono quelli che ne guadagnano da questa situazione. Vorrei vedere più ascolto davvero, su questo sono assolutamente d'accordo con lei. Grazie dottor Frigo, anche perché guardate cosa gli stiamo lasciando, un debito pubblico che ha dei numeri che fanno veramente impressione, colate di cemento ovunque, ecco, il business del cemento ha superato ogni decenza, a mio avviso, ogni decenza che si può chiamare così. L'etica è sparita. Cioè, questi ragazzi, guardate che veramente, se noi li ascoltassimo, perché sono bravissimi, guardate che io vado in mezzo a loro, sono preparatissimi, io li metterei a confronto con certi politicanti e poi alla fine vedremo a chi daremo il voto del migliore, perché veramente loro si interessano, sanno, però hanno anche paura, dottor Frigo, e lo dico anche a Maria Letizia Ruello, hanno paura anche a protestare, perché noi vediamo molte volte arrivano veramente i manganelli, arrivano, l'avete sentito anche il presidente Mattarella, cosa ha detto, è vero che poi si infiltrano anche dei personaggi che lasciamo stare, però non è mica semplice neppure per loro, perché veramente ci mettono la faccia anche qualcos'altro. Ma perché è così difficile protestare nella maniera che veramente faccia capire alla popolazione che si fa per la popolazione, per l'ambiente, per il territorio, per la salvaguardia, per un benessere comune? Perché si parla tanto di comunità, ma poi quando si cerca di fare comunità ognuno va per la sua strada. Prego Maria Letizia. Carissimi, carissimi, ma certo che hanno fatto quella fine i Friday for Future, ma Greta veniva definita chi la seguiva i gretini. Le è stato gettato addosso il fango, erano giovanissimi, sono stati screditati. Facile oggi dire quanto erano bravi e carini. Oggi che quei pochi più resistenti hanno fatto una cura dimagrante, l'hai detto, da 10.000 a 1.000, una cura dimagrante, sono rimaste le persone più coraggiose, a parte che è cambiata una generazione, perché nei giovani, quando passano 5 anni, è un'altra generazione. Ora, queste persone sono oggettivamente di meno, ma anche per colpa nostra. Noi abbiamo, dico io adesso a Sergio non vi vedo, conosco Mirella, Sergio no, ma insomma siamo belli adulti, no? Ma noi siamo di più, abbiamo più potere. Perché dire sempre i giovani, bravi, quando va bene una pacca sulla spalla? Ma scendiamo in azione anche noi, agiamo anche noi, quantomeno sosteniamoli in tutti i modi. E ce ne sono veramente tanti di modi di sostenerli, a partire da chi ha un po' più di potere, come Mirella che conduce questa bellissima trasmissione, Sergio che a quanto ho capito è un giornalista scientifico. Abbiamo possibilità di sostenerli sia agendo direttamente, andando anche noi alle manifestazioni con loro, perché noi siamo di più. I boomers sono tanti di più, l'Italia demograficamente è più composta da persone adulte e anziane, che sono di più e hanno più potere. Io sai come mi sono mobilitata? Quando 3 anni fa mia figlia, che era una Friday for Future, mi fece vedere l'immagine di ragazze, di giovani con il giubbettino giallo che si erano sedute in mezzo a una strada e bloccavano il traffico. E mia figlia mi ha detto: mamma, guarda cosa dobbiamo fare per farci ascoltare. E disse, non cosa devono, disse cosa dobbiamo, cioè come se quella cosa fosse proprio sua, come se anche lei fosse pronta a fare quel gesto pur di farsi ascoltare. E allora io mi sono detta, ma che una condizione di un pericolo
del genere, anche un rischio legale del genere, se lo prenda mia figlia o me lo prendo io? Ma quanto è meglio che me lo prenda io? Perché io ho la vita ormai strutturata, ho meno da perderci nella vita e ho più responsabilità, perché tanti dei disastri che abbiamo è anche a causa dei fallimenti delle nostre generazioni, perché ne abbiamo persi e ne abbiamo prese tante. È vero, è proprio il fallimento della nostra generazione che non ha saputo inquadrare bene, ecco, quella che era il benessere veramente di tutti noi. Purtroppo siamo stati anche molto abbindodati, Maria Letizia, anche dalla politica. La politica ha molto strumentalizzato, ecco, ne ha fatto di tutti i colori, non capiamo più, votiamo una persona, poi la troviamo da tutta un'altra parte, non sappiamo neppure cosa fa, quanto ha lavorato per il territorio, siamo veramente molto confusi. Tanto è vero che l'astensione al voto è la dimostrazione, questi sono i numeri, magari non protestano, però l'astensione al voto dovrebbe far pensare molti politici. Sarà un motivo perché queste persone non vanno più a votare, ma se lo chiedono almeno, perché non si va più a votare, e la maggioranza, quando anche sento le telefonate, sono veramente, io non credo più a niente, non so neanche se andrò a votare, sono veramente sconfitti moralmente, ecco, non sanno neanche più cosa dire. Sentiamo invece cosa ha da dire Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti intanto. Saluto con molto piacere la dottoressa. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto con molto piacere la dottoressa, va bene. Innanzitutto ringraziarla per quello che ha fatto. E quello che fa i giovani adesso, va bene, li fa poco, li dovrebbe fare di più, perché non hanno visibilità. I bravi, il popolo, da stargli vicino a questi fiori qua. Come che c'è sempre sta, e l'amo gli deputati, gli che porta avanti questi problemi. E il governo non ti dà visibilità, e la televisione nostra fa schifo, se noi viene da qui, va bene, a gratis, che può dire quello che vuoi, dove vai? Gli conta quello che vuoi per la televisione. Ho visto a Venezia che capita, è verde già ora, non ha fatto nessun danno, però la gente si è accorto delle cose che si in giro, che nessuno si interessa, né giovani, niente. Siamo lì a andare su una catastrofe, l'Italia le Dio cascare a tocchi. Se non vuoi gente così che mette in giro questi problemi, anzi dobbiamo aiutarli, dovrebbe essere un pool di avvocati che li difenda a gratis, per chi fa un'azione per tutta la nazione, per tutti, e parlare di poteri piccoli. Cosa che siamo i fiori piccoli? Ormai ne abbiamo fatto la nostra vita, ma i fiori non ne siamo niente. I nostri vecchi ne sa qualche cosa, ne sa il lavoro, che il lavoro è molto importante perché ti dà dignità, ti dà libertà. E i fiori cosa vediamo? Non dà lavoro, non gli dà niente, gli vede solo distruzione. E se non fossero i fiori qua, che sacrifica, tappa parole e tappa cabote, sarebbe ancora peggio. Grazie dottoressa per quello che ha fatto, chissà che ne sia di più ancora giovane. E non stiamo a dare nessuno, è giusto quello che fa, anche a massa bravi a far poco, dovresti fare robe più eclatanti ancora peggio. Abbiamo sentito anche il nostro Rinaldo, le riflessioni, andiamo a vedere anche la seconda intervista all'attivista e anche la terza, e poi commentiamo col dottor Frigo. Ciao, sono Davide, siamo fuori la questura di Padova. Oggi io e altre 4 attiviste di ultima generazione siamo stati portati qui perché la polizia è entrata in casa alle 7 del mattino con un mandato di perquisizione della casa e dei nostri effetti personali. Questo mandato scaturisce da un'indagine in corso per tentato delitto
deterioramento dei beni culturali, concorso in queste due cose e manifestazione non autorizzata. È un peccato perché la manifestazione non è mai avvenuta, non siamo riusciti ad utilizzare i nostri fantomatici gessetti, non siamo riusciti a prendere lo scotch e ad attaccare sul vetro di un quadro delle foto delle alluvioni di Campi Bisenzio. Questo però è bastato perché la Digos, la polizia e il pubblico ministero pensasse di poter portare avanti questa indagine. Questo a me fa tanta rabbia che sono stato lì dentro. Probabilmente per chi ancora non c'è stato, perché spero che un giorno siate in tante, questo forse fa molta paura perché viviamo in un momento in cui queste piccole azioni, che in una democrazia normalissima dovrebbero far sorridere di gioia, perché se delle persone decidono di prendere parte attivamente al discorso pubblico non c'è altro che rallegrarsi di questo. Ad oggi per noi significa dover rischiare di poter non andare al lavoro, come è successo a me oggi. Per questo ci vediamo a Roma a maggio, l'11 e il 25, speriamo di essere in tante, saremo già tantissime, vieni anche tu. Io e altre 4 attiviste di ultima generazione siamo stati portati qui, la polizia è entrata in casa alle 7 del mattino, questo mandato scaturisce da un'indagine in corso per tentato delitto e manifestazione non autorizzata. È un peccato perché la manifestazione non è mai avvenuta, non siamo riusciti ad utilizzare i nostri fantomatici gessetti, non siamo riusciti a prendere lo scotch e ad attaccare sul vetro di un quadro delle foto delle alluvioni di Campi Bisenzio. Allora, dottor Frigo ha insistito molto su questa azione che volevano fare, su questa manifestazione che poi non è stata fatta, ma quello che spaventa è che il messaggio che passa è che condannano la fontana col colore giallo-verde e non condannano quell'azienda, tanto è vero che il sito è ancora aperto qui da noi, nel nostro territorio, a Vicenza, ecco, con questi PFAS che non abbiamo ancora capito bene come siamo messi, perché anche nel cibo che mangiamo e che arriva non sappiamo ancora veramente quello che mangiamo e dove è stato fatto, pescato, seminato, coltivato. Ecco, capisce che ci sono due binari. C'è il binario della condanna che va strumentalizzata molto bene e così il messaggio passa, guarda cosa hanno fatto quei ragazzi, però non vediamo l'acqua inquinata che fa male tantissimo, con questi valori nella popolazione di quei territori che fanno veramente paura ai medici dell'ambiente e anzi devono autofinanziarsi per fare questi esami. Pensate a che livelli siamo arrivati, perché neppure quello viene dato. Prego, dottor Frigo, secondo lei come sarà la situazione prossimamente? Perché non è che veda tanta luce nel tunnel per questi ragazzi, anzi. Ma guardi, qui ci sono due atteggiamenti che vanno ostacolati, che vanno criticati, diciamo. Allora, uno è l'atteggiamento di chi dice il clima è sempre cambiato, il riscaldamento globale non è in atto e questo è, io li chiamo gli eco-ottusi, loro chiamano i gretini, io dico questi sono eco-ottusi, non si rendono conto. Io ho 67 anni, l'ho visto nella mia vita cambiare drasticamente il clima. Quando ero piccolo in altopiano di Asiago nevicava a novembre, c'era la neve per tutto il mese di aprile, fino a tutto il mese di aprile. Adesso, se va bene, ci sono 15 giorni di neve, ci piove sopra subito perché il clima è cambiato, le temperature sono alzate. Ma c'è gente che si ostina a dire che questo non è vero, che è sempre successo così. Non è affatto vero. Gli studiosi, il 99% degli studiosi di clima dicono che negli ultimi 100.000 anni non è mai stato così caldo sulla Terra, e questa è la prima cosa. Quindi bisogna criticare gli eco-ottusi. La seconda cosa è combattere un altro tipo di atteggiamento di chi è sconsolato e dice
non si può fare niente, tanto tutto quello che facciamo non serve a nulla, perché tanto il riscaldamento va avanti, le cause sono di carattere, sono come dire fuori dalla portata dell'attività umana, oppure anche se sono nella portata dell'attività umana, l'umanità non farà mai un passo indietro sul versante dell'utilizzo dei mezzi a combustibili fossili, sul riscaldamento con il gasolio e il metano. Allora, questi due atteggiamenti sono i due atteggiamenti che ci impediscono di agire anche nella nostra quotidianità. Allora bisogna innanzitutto riuscire a superare questi due atteggiamenti che portano alla inattività. Io per dire, se torniamo a parlare delle modalità con cui queste situazioni vanno combattute, quindi le modalità con cui fare effettivamente qualcosa di utile sul clima, come dicevo all'inizio, d'accordissimo con i ragazzi di ultima generazione, con Greenpeace, con Friday for Future. Diciamo che alcuni metodi di lotta potrebbero essere calibrati meglio per evitare le ostilità che suscitano. Allora bisognerebbe innanzitutto, secondo me, anche perché, scusi, questo noi parliamo da colleghi giornalisti, i media poi si concentrano solo sull'azione in sé, come si diceva prima, e non sulle sue modalità e non sulle sue motivazioni di fondo. Quindi c'è il rischio con queste iniziative così di attirare l'attenzione solo sul gesto in sé e resta una cosa un po' vuota, mentre invece si rischia di far trascurare quello che è il messaggio completo. E allora, la motivazione, ha fatto bene a dirlo, dottor Frigo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno. Allora intanto premetto che certi stili di vita a livello individuale e di società dovrebbero essere fatti a prescindere dal discorso del clima e del riscaldamento, dovrebbero essere fatti perché modi di vivere corretti, giusti, quindi certe cose si deve fare comunque a prescindere dal clima. Il giornalista collegato a Padova prima ha distinto bene anche che è una questione di merito e di metodo, e a portare l'esempio del blocco del tangenziale. È vero, ma c'è anche un altro aspetto di metodo. Allora, questi ragazzi bloccano il tangenziale di Padova, ma il mondo è grande, è immenso il mondo. Certo che c'è l'umanità, la società che vive in Europa, ma che c'è l'umanità di miliardi di persone che vive in America, vive in Cina, in India, in Australia, in Sud America. America, la Cina e l'India, i tre stati che si può dire se ne strafrega del clima, chi per un motivo, chi per un altro, e quelli che scaldano più di tutti. Lì in quelle società i giovani, un giovane che vive a Pechino, Shanghai o a Nuova Delhi, credo che neanche si renda conto che al momento esiste un problema climatico, oppure ne avrà sentito parlare, ma appena un po'. Ecco, quello che mi dico, quando che i ragazzi bloccano il tangenziale di Padova, quei giovani là che vivono a Pechino, Shanghai, Nuova Delhi, Buenos Aires, penso anche a Sydney, che in gran parte neanche sa che esiste Padova, ma ammesso chi sappia che esiste Padova, ma ne verrà mai a sapere che di giovani a bloccare il tangenziale di Padova. Cioè, voglio dire che a parte che l'Europa, e chiudo anche, l'Europa è il continente che più di tutti ha preso coscienza del problema. No? Questi giovani qua soffre, oltre che di una mancanza a volte di rispetto verso i bisogni altrui. Una donna che sta andando a portare il suo bambino alla scuola non può essere bloccata in tangenziale e il bambino non può andare a scuola perché alcuni giovani a pensare bisogna stare attenti a quello che si fa, ma anche di un po' di egocentrismo, cioè non basta andare a bloccare il tangenziale del Padova e dire oh che bravi che siamo stati, perché i ragazzi coetanei che vivono, ripeto, a Shanghai, a Nuova Delhi o via parlando, loro neanche sa che questo esiste. Cioè, se uno vuole sei stato chiaro, se no non andiamo avanti, Vladimiro, ma sei stato chiarissimo. Sentiamo come risponde la dottoressa Maria Letizia Ruello, collegata con noi da Ancona, attivista ultima generazione, poi anche il dottor Sergio Frigo. Prego Maria Letizia. Sì, grazie Vladimiro di queste tue osservazioni.
perché mi danno l'occasione per dire che quello che tu vedi a Padova sta succedendo in tante altre parti d'Italia, in tante altre parti di Europa e del mondo. Comunque concentriamoci sull'Europa. L'Europa è un posto, l'hai detto anche tu, speciale. Bisogna che noi, visto che possiamo, diamo l'esempio, siamo un po' il faro di questa trasformazione, anche se ti assicuro qualcosa si sta facendo ovunque. Questo per chiarire l'aspetto su Padova rispetto al resto del mondo. Seconda cosa, la richiesta, e questo è un po' un equilibrio tra le due parti che diceva Sergio, c'è i due aspetti, ce n'è un terzo. Se usciamo, che ci consente di uscire da questa sterile contrapposizione tra chi denuncia la crisi climatica e chi la nega, e concentriamoci, è quello che stiamo facendo noi, nel chiedere il risarcimento dei danni che questa crisi sta causando, e questi li vediamo tutti. Io posso anche non sapere o negare quale sia la causa di quell'alluvione, va bene? Ma i danni di quell'alluvione ci sono, i danni di quella siccità all'agricoltura, agli incendi, ci sono, le perdite economiche alle famiglie, alle imprese, ci sono. E allora noi stiamo chiedendo un fondo riparazione proprio per le persone che hanno subito questi danni, perché ancora stanno aspettando. Io sto a 15 km da Senigallia, sono passati 3 anni dalla prima alluvione. Ma Maria Letizia, un'altra cosa, poi sentiamo anche il dottor Frigo. Io non riesco a capire come mai qua in Italia non riusciamo a capire il valore del voto nel mondo ambientalista. Tanto è vero che i verdi e gli ambientalisti non hanno i numeri. Eppure siamo una popolazione che sembra, a parole, attenta all'ambiente. Questo che non riesco a capire. Ma perché non ci fidiamo? E molti di noi vedono gli ambientalisti sono dei comitati che dicono no a tutto, e non è assolutamente vero, tanto è vero che quando io ai sindaci in trasmissione dico che oltre alle quote rosa nelle giunte ci vorrebbero le quote verdi. Ecco, per far capire forse la direzione giusta anche ai sindaci, avere delle giunte che lavorano per il territorio. Però a parole siamo bravi. Però nel momento di votare queste persone che sono veramente molto preparate, lo sapete che io lo dico sempre perché io li ascolto, li invito e li seguo, ecco, li vediamo come un nemico. Ecco, dottor Frigo, ecco, perché vediamo l'ambientalista quasi sempre come un nemico? Solo perché ha il coraggio di far vedere e dire no a certe situazioni. Prego, dottor Frigo. Credo che il motivo di fondo sia che richiede il giovane che fa la manifestazione, l'ambientalista, il verde, eccetera, ci chiede un mutamento nelle nostre abitudini, nelle nostre comodità quotidiane. Quindi diciamo che la richiesta di lasciare a casa la macchina, mangiare meno carne, evitare di avere temperature torride in casa d'inverno e gelide d'estate con consumo di energia conseguente. Ecco, tutte queste cose, il fatto di cercare appunto di evitare l'utilizzo dei combustibili fossili in varie situazioni. Tutte queste sono richieste che vengono fatte a persone che come dire, superficialmente capiscono che sono atteggiamenti negativi, ma non sono ancora pronti a farsi carico di vivere in maniera diversa, perché è vero che ci sono i politici, ma i politici sono espressione del popolo, e il popolo, se il popolo, io ho l'impressione, uso una volta questa metafora,
metafora, ho l'impressione che siamo tutti quanti come su una lastra di ghiaccio che cerchiamo di attraversare un fiume, e questa lastra è pericolosamente incrinata, però nessuno accetta di fermarsi e di fare un passo indietro. Tutti quanti vogliamo arrivare di là, andare avanti, c'è questo sviluppo che in qualche modo è diventato un imperativo categorico e nessuno accetta di fare il passo indietro, e questo bisogna capire che se si va tutti avanti il ghiaccio si incrina sempre di più, finiamo dentro a bagno, no? Ecco, quindi diciamo che c'è da parte della gente la difficoltà a prendere atto che anche i propri atteggiamenti individuali devono essere cambiati, e chi gli dice che devono essere cambiati diventa automaticamente impopolare. C'era Alexander Langer, che è stato un grande ecologo, un grande studioso, un grande scrittore, diceva che la transizione energetica, la transizione ecologica può andare avanti solo se diventa piacevole per la gente a cui viene richiesta. Quindi per questo dico ai ragazzi di ultima generazione, come dicevo prima, sono assolutamente d'accordo sulle loro motivazioni, cercate anche delle modalità più accattivanti di entrare in contatto, in comunicazione con la gente. Ai media, ai miei colleghi giornalisti direi fate parlare i giovani che si occupano di clima, non soltanto per il fatto che fanno gesti eclatanti, ma andate a cercare le motivazioni profonde e anche le cose concrete da raccontare alla gente, da dire alla gente, che andrebbero fatte anche nel nostro piccolo, atteggiamenti quotidiani, ma anche poi il momento del voto. Noi non possiamo continuare a votare partiti che hanno l'ambiente come la loro minore delle preoccupazioni, anzi hanno come loro principale preoccupazione fare grandi infrastrutture invece che aggiustare le migliaia di frane che ci sono in Italia in seguito agli eventi estremi che succedono in base al cambiamento climatico. Invece si pensa sempre alle grandi infrastrutture, penso al ponte sullo Stretto in particolare, oppure hanno a cuore soltanto la difesa della grande industria. Noi abbiamo la pista da bob anche noi, non ce l'ha solo noi abbiamo la pista da bob qua, vorrei ricordarlo perché sarebbe utile anche ricordare che c'è il sud ma c'è anche il nord, ecco, con questi problemi, e cominciamo anche, come dice il dottor Frigo, a fare 1+1, che sarebbe molto utile. Pubblicità. Siamo noi che stiamo protestando in modo non violento. Quando ci saranno persone che saranno veramente incazzate, questo sarà un problema anche per voi. Un gruppo di 5 attivisti di ultima generazione si è seduto in mezzo alla strada srotolando uno striscione e bloccando il traffico di via Grazia alla Stanga, uno dei nodi più critici della viabilità. L'azione è avvenuta intorno alle 8:20, suscitando la rabbia dei tanti automobilisti costretti a fermarsi mentre stavano andando al lavoro. L'intento dei manifestanti era quello di sensibilizzare sulla questione del cambiamento climatico, ma visto l'orario e il traffico hanno ricevuto molti insulti e improperi da parte degli automobilisti, che hanno protestato e suonato il clacson fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno trascinato via i manifestanti portati in caserma per essere identificati. Nuovo blitz degli attivisti di ultima generazione a Padova. Nessun blocco del traffico questa volta per gli ambientalisti, che hanno però cercato di interrompere la messa di Natale nella Basilica di Sant'Antonio. Subito dopo la comunione, durante la celebrazione di mezzanotte, davanti a centinaia di fedeli, una ragazza si è inginocchiata davanti all'altare della navata centrale. Voleva prendere la parola ma non c'è riuscita. Gli uscieri del santo hanno spostato la ragazza e fermato un secondo manifestante che esponeva un cartello con scritto "Gesù nasce, il pianeta muore". Entrambi i giovani minorenni sono stati accompagnati fuori dalla chiesa e consegnati alla Digos padovana, che li ha denunciati per manifestazione non autorizzata e turbamento di funzione religiosa. Noi siamo visti come criminali, ha dichiarato uno dei due attivisti, ma abbiamo interrotto una messa lanciando un messaggio di pace, perché questo non è un Natale gioioso.
Sono le 8:15 quando 3 attivisti di Ultima Generazione attraversano la strada, striscione alla mano, bloccando via Ugo Bassi all'altezza del complesso di scienze economiche dell'università. Nonostante le chiare proteste delle auto in colonna, nessuno dei manifestanti si alza, paralizzando la circolazione per circa una ventina di minuti, tra le proteste di chi, nell'ora di punta del traffico, doveva recarsi a scuola o al lavoro. Una scelta non casuale, quella delle facoltà economiche del BO per gli attivisti che volevano denunciare la mancanza di azioni di fronte ai cambiamenti climatici e chiedere lo stop ai sussidi pubblici ai combustibili fossili. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso che la strada fosse liberata intorno alle 8:40. I 3 attivisti sono stati fermati e identificati. Non è la prima azione di Ultima Generazione in città. Lo scorso agosto il blitz alla Cappella degli Scrovegni, quando si sono incatenate le balaustre che delimitano il percorso dei visitatori. A giugno 2022 il blocco stradale lungo Corso Australia all'altezza del cavalcavia di Chiesa Nuova. Allora, mi fa piacere far vedere queste immagini perché sono immagini che fanno riflettere sul comportamento nostro che abbiamo di fronte a questo. Allora, se succede un incidente, bene o male, sì, qualche suonata di clacson, ma nessuno si azzarda a scendere dalla macchina e spostare qualcosa. Si vede un giovane che protesta e uno prende il diritto di scendere, di spostarlo, di prenderlo anche a calci, avete visto, di buttare via lo zaino perché ha fretta. Perché ha fretta. Allora, vogliamo capire che forse se questi ragazzi sono stanchi di noi, hanno anche ragione, perché se questo è il modo di trattarli e di ascoltarli nel momento che ci mettono la faccia e che rischiano del loro, forse non ci siamo proprio, Forse quel signore, non so se ha figli, se ha nipoti a casa, ma se si rivedesse nell'immagine che io ho fatto vedere, forse dovrebbe riflettere un po', ma chi sono io? Cosa voglio io? Sono io il padrone di tutto? Quando esco di casa sono anch'io padrone della strada? Faccio quello che voglio, sposto, metto. Ecco, è questo forse, Maria Letizia, l'arroganza, l'inconsapevolezza, soprattutto la superficialità, l'arroganza. Ma io, mi fermi, ma come ti permetti? Ma io ti sposto, ti prendo a calci. Capite che proprio non ci siamo, ma proprio non ci siamo. Prego Maria Letizia e grazie per queste immagini. Guarda, ti volevo far pensare anche a un'altra situazione, no? Come le persone si sono comportate, come si sono comportate o come ci hanno voluto mostrare, perché questo è da vedere, nei confronti di analoghi blocchi realizzati dai trattori. Al trattore che è lì grande, grosso, imponente e 20 trattori mettono paura, gli si applaudisce o perlomeno ci fanno vedere le immagini di chi applaudisce e quindi ci viene restituita una impressione di consenso rispetto a quel blocco. Io che vedo le cose da un altro punto di vista, ti posso raccontare che anche in occasione dei blocchi stradali fatti da persone inermi che si siedono sull'asfalto solo con la forza del loro corpo, ci sono delle persone che solidarizzano, che quantomeno discutono in modo animato ma civile. Ce ne sono di chi applaudo e ci sono stati casi di persone che si sono sedute assieme alle attiviste, ma le emittenti televisive, i mass media, questo consenso non ce lo mostrano, ci mostrano la violenza. Di fronte a una azione di impatto è molto più facile reagire in modo violento, è molto più difficile dimostrare che si solidarizza, perché reagire è un po' complicato, invece offendere purtroppo è tanto sdoganato. Quindi ti volevo anche restituire queste diverse immagini, diversi comportamenti dei media e pari della gente rispetto a blocchi stradali fatti da potenti. Allora, dottor Frigo, io però la guardo anch'io da un'altra inangolazione. Allora, io ho visto un servizio qui a Treviso da Baby Gang
dove questi ragazzini stavano malmenando una persona solo perché gli aveva detto di non fare quel gesto verso una persona diversamente giovane, si erano comportati male e nessuno aveva coraggio di intervenire. E c'erano diversamente giovani, c'erano anche dei giovani che non avevano coraggio di intervenire. E perché? Perché questi ragazzi fanno paura. E allora mi fermo. Mentre il ragazzo seduto sulla strada con la scritta, con questo striscione, non fa paura, è un debole, perciò me lo prendo e me lo sposto, perché tanto lui non è un violento, io non posso aver paura di lui, sono io il violento, gliela faccio vedere io adesso che non ho paura, perché è facile prendersela coi deboli, là è il problema grande, perché allora il coraggio di queste persone sono dei codardi perché se la prendono col debole, con la persona che sanno che non reagirà. Avete visto? Lo prende a calci, lo sposta, gli butta via lo zaino, perché sa che non reagirà. Vorrei vedere se agisse così contro dei ragazzi delle baby gang, quelli che veramente quando ti metti in mezzo devi avere le idee chiare su quello che stai facendo. Ma ci sono anche questi codardi in giro e questi codardi fanno male perché giustamente poi l'esempio viene da... ha fatto bene, hai visto come l'ha spostato? Hai visto come... ecco, mentre il trattore, come dice Maria Letizia, fa paura perché è grande, è voluminoso, può succedermi qualcosa. Prego, dottor Frigo. Beh, mi riferisco innanzitutto al discorso che ha fatto Maria Letizia a proposito della manifestazione dei trattori. I trattori, gli agricoltori che ci stavano sopra hanno messo a ferro e fuoco mezza Europa, però hanno dalla loro il potere economico, anche se sono una categoria sempre con le loro difficoltà, perché non bisogna sottacere che l'agricoltura è messa in crisi consumi, dalla concorrenza delle multinazionali, eccetera, però hanno dalla loro una forza, una compattezza e soprattutto alcuni partiti che evidentemente controllano in qualche modo o influenzano l'informazione e quindi hanno avuto un'informazione sostanzialmente favorevole, anche se hanno fatto cose 1000 volte più eclatanti e anche più dannose delle azioni di ultima generazione, e soprattutto lo fanno con motivazioni non propriamente condivisibili, cioè per continuare a, tra virgolette, inquinare. Sostanzialmente questa è la modalità, dice la motivazione che sta al fondo dell'azione dell'agricoltore che va in piazza a manifestare con i trattori è cominciate voi a fare la vostra parte, noi verremo dopo per quanto riguarda inquinare meno. Ecco, questo sul versante del discorso dei trattori. Sul versante io contesto un po' che siano deboli quelli che vanno in piazza con gesti non violenti. Per la non violenza, per attivare gesti non violenti ci vuole un forte autocontrollo, bisogna essere allenati. Sono iniziative che comportano il non rispondere alle provocazioni, l'essere disposti ad accettare gli insulti, sono non violenti, ma non necessariamente questo significa che siano deboli. E volevo chiudere con un altro discorso invece a proposito del fatto che noi dobbiamo ascoltarli. Ecco, se voi volete, lo dico agli spettatori, il 12 di maggio qui a Padova, Parco Milkovic, alle 5:30 di sera, c'è proprio un'iniziativa dedicata all'ascolto dei giovani attivisti del clima, e quindi ci sarà Ultima Generazione, ci sarà Lega Ambiente, ci sarà Greenpeace, Friday for Future, cioè abbiamo messo insieme, il gruppo Padova Insieme ha messo insieme 5-6 ragazzi che parleranno delle loro modalità, sono modalità diverse ma sono tutte modalità condivisibili di reagire sul versante del clima e di diffondere la loro questo tipo di discorsi che stiamo facendo. E a presentare il tutto e a introdurre il tutto sarà un professore che si chiama Leonardo Becchetti, che è un economista dell'Università di Roma, Tor Vergata, che spiegherà proprio come anche concretamente possiamo scegliere anche nel momento in cui andiamo a fare la spesa. Si
si può utilizzare il nostro potere di consumatori per acquistare delle cose che sono meno inquinanti. Nel momento in cui andiamo a votare dobbiamo ricordarci quelli che difendono davvero il clima e quelli che invece lo dicono solo a parole e poi pensano solo alle infrastrutture. Ecco, diciamo che ci sono tutta una serie di iniziative che verranno presentate proprio in quell'occasione, ripeto, il 12 maggio, domenica alle 5 Parco Milkovic all'Arcella, proprio per parlare di queste cose insieme ai giovani, mettendosi in ascolto di loro. Mi raccomando, mandate tutto alla nostra redazione Media Nord-Est di Padova, sì, perché poi la faremo girare, perché è molto interessante, ascolteremo questi giovani cosa hanno da dire, soprattutto questi esperti che danno anche dei consigli molto utili, certo, ma soprattutto l'ascolto dei giovani. Se li lasciamo, certo, parlare, forse riusciamo a comprendere che quello che stanno facendo lo stanno facendo anche per noi, per tutto l'ambiente, e la, certo, ringrazio dottor Frigo di averlo detto e capito. Allora andiamo a vedere anche Ultima Generazione, l'ultimo servizio, poi lo commentiamo con la dottoressa Maria Letizia Ruello. L'ultimo, manifestazione Ultima Generazione. Qui a Padova ci definite associazione a delinquere e alcuni di noi sono indagati per questo. È ironico. Manifestazione dei sostenitori di Ultima Generazione e Scientist Rebellion davanti al Tribunale di Padova per protestare contro le accuse di associazione a delinquere per 11 attivisti. Qui a Padova appunto 11 persone sono indagate per varie cose, appunto io faccio parte di questi 11 e lanciamo una solidarietà alla criminalizzazione dell'attivismo di Ultima Generazione a Padova, che appunto alcune persone indagate sono state anche accusate di associazione per delinquere, che è un'accusa veramente molto esagerata rispetto a quello che facciamo. Cioè, nei report della polizia c'era scritto appunto una di queste persone è stata accusata per associazione a delinquere e le varie motivazioni era stava volantinando in un parco pubblico, cioè volantinare in un parco pubblico per fare delle presentazioni e parlare alle persone è associazione a delinquere. Cioè siamo arrivati a questo punto, facciamo così paura alla politica che ci devono dare queste pene per farci stare zitti, quando quello che diciamo non è nient'altro che gli allarmi che la comunità scientifica stessa lancia da decenni. Una cinquantina di manifestanti che poi si sono messi in movimento verso il centro cittadino, tra loro anche Chiara Gallani e Marta Nalin, consigliere comunali di Coalizione Civica, scese in piazza per portare il loro sostegno agli attivisti ambientali. Assolutamente qui per dare solidarietà rispetto a questa accusa che lascia senza parole. Sono i ragazzi e le ragazze che stanno cercando un modo per smuoverci dalla distrazione quotidiana, e invece vengono addirittura accusati. E quello che vorremmo dire anche come Coalizione Civica per Padova, che no, non tutti pensano che stiano sbagliando, che stiano mettendo in pericolo opere d'arte, eccetera, eccetera. Questi sono i ragazzi che ci stanno dicendo chiaramente cosa dobbiamo fare e come dobbiamo muoverci. Quindi. Allora sentiamo cosa dice la dottoressa Maria Letizia Ruello, ecco il segnale, l'appello che vuole fare questa mattina. Prego Maria Letizia. Di chiuderlo con un appello ci sta, che è quello di reagire in prima persona a queste palesi violazioni delle libertà delle persone, di rivendicare il diritto a decidere della propria vita. Come ti dicevo, quello che chiediamo a questo punto è un fondo riparazione per risarcire i danni che le persone, le aziende, le famiglie subiscono dagli eventi climatici estremi, ma anche che come poi spenderli questi soldi quando arrivassero alle comunità, siano le comunità locali stesse a deciderlo per mezzo di assemblee cittadine. Perché altrimenti ci troviamo il rischio che miliardi arrivano e ci fanno le piste da bob, Ok, quindi questo è l'appello di attivarsi in prima persona. Come vedete le modalità di agire sono tante, non c'è solo quello di sedersi in strada, c'è anche andare a questi presidi di solidarietà, c'è quello di sostenere con delle donazioni per pagare le spese legali, firmando petizioni e comportandosi in modo onesto. Grazie Mirella,
di cuore. Grazie a te invece Maria Letizia di essere qui, di spiegare anche da mamma. Ecco, la figlia mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire l'importanza che devo avere anch'io per questi ragazzi, per queste persone che stanno cercando veramente di migliorare la qualità della vita, e naturalmente è un problema molto molto grande, perché mi sembra che la politica stia andando tutta da un'altra parte. Noi abbiamo pochi politici, abbiamo molti politicanti purtroppo che stanno facendo i propri interessi e non di quelli perché sono stati votati. Dottor Frigo diceva è anche colpa nostra, è quello che ci meritiamo perché li abbiamo votati. No, dottor Frigo, io penso che addirittura a livello amministrativo noi votiamo una persona e poi il sindaco fa diventare assessore una persona che non è stata neppure votata, ma perché dalla segreteria è calata dall'alto, capisce che noi non abbiamo più nessun potere purtroppo, abbiamo i listini bloccati, basta vedere chi mandano ancora in Europa, poi ci dicono andate a votare, li avete visti, li avete sentiti, si premiano, se la fanno, se la godono, e noi cosa possiamo fare, dottor Frigo? Prego, dottor Frigo, poi ci salutiamo. Ma niente, in realtà non ho molto da aggiungere rispetto a quello che dicevamo prima. Diciamo guardi, io capisco questo discorso della politica allontana i cittadini, però il cittadino oggi avrebbe tutti gli strumenti per documentarsi, anche senza muoversi dal proprio divano. Purtroppo un po' lo stile di vita che viene portato avanti dai media fa sì che siamo aperti a determinati comportamenti e chiusi rispetto ad altri. Tutto quello che va fuori dalla nostra comodità purtroppo viene ostacolato. Passo l'ultima telefonata, dottor Frigo, se non mi cade la linea, per Anna da Vicenza. Anna, ci sei? Prego. Sì, Mirella. Prego. Ciao. Ascolta, io dovevo telefonare ancora la settimana scorsa a proposito dei ragazzi lì. Non posso credere che un uomo possa aver paura di 4 ragazzi così giovani, così cattivi. Mirella, ti ammiro, sei stato intelligente e forte. Se vuoi ci mettiamo insieme. Avrai una voglia matta di andare in mezzo ai ragazzi. Mi piacerebbe tantissimo, ma sono un po' male andata, sono vecchia. Cara Anna. Mi dispiace proprio tanto, ma per forza, per fermare quei ragazzi la troverei io la forza. Cara Anna, grazie Anna di questa telefonata, ecco anche questa è solidarietà, dobbiamo tutti fare qualcosa, muoverci, non girarci dall'altra parte e non aver paura. Guardate che quando li guardate negli occhi veramente questi ragazzini poi si sciolgono come neve al sole, queste famose baby gang, sembra che siano dei delinquenti patentati e poi li prendi da soli e vedi quando arriva in questura dice al papà papino sono stanco, pensate voi che questo era il baby gang, papino sono stanco. Pensate voi. Grazie ai miei ospiti, alla dottoressa Maria Letizia Ruello e al dottor Sergio Frigo. Grazie di essere stati con noi. Pubblicità. E siamo col dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile centro incontinenza e stomie ULSS 2 Marca Trevigiana, che ringraziamo, dottor Santoro, perché noi abbiamo proprio molto a cuore la nostra salute. Certo che la tecnologia, la scienza, la ricerca ha fatto passi da gigante, adesso si parla di intelligenza artificiale sempre e comunque, ma c'è sempre la figura umana poi importante per questo. Com'è la situazione? Questi ospedali che cambiano, ecco, questi ospedali di comunità, noi abbiamo la cittadella della salute, però alla fine dobbiamo anche capire com'è la situazione. Prego, dottor Santoro. Innanzitutto, buongiorno Mirella, grazie dell'invito, è sempre un piacere essere qui, saluto tutti i telespettatori. Dicevi una cosa molto importante, d'accordo, noi andiamo avanti con i progressi tecnologici, ma alla fine dietro le macchine c'è sempre l'uomo. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Tutti i progressi tecnologici si raggiungono grazie allo sviluppo e alla collaborazione tra le figure sanitarie e le figure delle industrie, le figure tecnologiche. Per cui i progressi che si fanno si raggiungono grazie agli uomini. Non sono le macchine che progrediscono per se stesse.
dietro le macchine c'è l'uomo. Dietro questa intelligenza artificiale, che è una cosa molto importante, si andrà sempre di più verso l'intelligenza artificiale, c'è comunque un lavoro enorme, fatto di dati, fatto di immagazzinamento, fatto di ricerca, dove dietro c'è sempre l'uomo e ci sono anche i pazienti. La cittadella della salute, adesso stiamo aprendo settimana dopo settimana sempre più spazi in questa nuova realtà che è bellissima, con delle sale operatorie nuovissime, all'avanguardia, dove c'è tantissima tecnologia, e questo grazie anche agli sforzi fatti a livello della nostra dirigenza ospedaliera e generale. Ma dietro tutte queste macchine, dietro tutte queste bellissime sale operatorie, c'è poi sempre l'uomo. C'è sempre l'uomo, ci sono le figure mediche, ma anche le figure infermieristiche, con un'integrazione estremamente importante. Dottor Santoro, la paura soprattutto dell'intervento, questi interventi che non sono più invasivi come una volta, sono interventi che veramente lasciano ben sperare. Quanto è importante però è capire di unire le forze, investire nella ricerca, investire anche nella figura umana, perché noi vediamo una realtà a livello privato che è molto diversa da quella che è a livello pubblico, eppure tutte le migliori eccellenze che io ospite puntano molto sul pubblico, è là che dobbiamo investire. Saluto anche il dottor Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro, collegato con noi da Roma. Buongiorno dottor Capone, grazie di essere qui. Belle parole quelle del dottor Santoro, però alla fine la figura c'è sempre l'uomo deve avere una retribuzione adeguata, la dignità del lavoro, ma il rispetto anche del lavoro che fa, e molti se ne vanno e stanno andando nel privato. Nel privato si trova subito il numero, si trova la visita, si trova l'appuntamento, nel pubblico è un dramma. Prego dottor Capone, com'è la situazione? La situazione complessivamente, per quello che riguarda l'aspetto dell'utilizzo dei servizi sanitari pubblici, insomma la conosciamo. Le regioni sono sicuramente virtuose, ce ne sono altre decisamente pessime. Ho un ritorno del microfono. Noi la sentiamo bene, dottor Capone. Perfetto. Vediamo se mettiamo a posto. Prego. D'accordo. Dicevo, quindi il tema della dignità del lavoro passa assolutamente attraverso la retribuzione. Questo vale nella sanità, ma vale in tutti quanti i settori. E noi abbiamo fatto, proprio in occasione del 1° maggio, per fare il punto della situazione, abbiamo fatto un'indagine, l'abbiamo realizzata insieme all'Istituto Piepoli sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sulla sicurezza sul lavoro e sulla adeguatezza della retribuzione. Ecco, sul tema della retribuzione, così, il primo dato che emerge è che il 58% dei lavoratori ritiene la sua retribuzione non adeguata. Che vuol dire non adeguata per le mansioni che si svolgono, per l'anzianità di servizio e soprattutto per il potere d'acquisto della propria retribuzione. Non dimentichiamo che negli ultimi 30 anni l'Istat ha certificato che le retribuzioni dei lavoratori italiani sono mediamente diminuite del 5% in termini di potere di acquisto, mentre quelle dei nostri, diciamo così, diretti concorrenti francesi, lavoratori tedeschi, hanno avuto un aumento che supera il 30%. Quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato nel meccanismo dell'individuazione della giusta retribuzione, quella che anche la Costituzione garantisce, che deve essere assolutamente adeguata per se stessi e per avere una vita dignitosa, per assicurare una vita dignitosa alla propria famiglia. Nel dettaglio poi vedo il cartello che avete messo poc'anzi. Nel dettaglio siamo andati anche a vedere, ecco questo giusto, ringrazio la regia, siamo andati a vedere a che cosa hanno dovuto rinunciare per questa diminuzione di capacità di spesa che avevano e che hanno i lavoratori italiani. Il 34% ha rinunciato a una vacanza, il 29% a comprare l'auto, e fino a qui, diciamo così, sono, come dire, anche queste aspettative, interessi dei lavoratori, ma è una rinuncia ancora
diciamo così, del non essenziale. La cosa che diventa inquietante, se andiamo a vedere le ultime 3 voci, il 16% ha rinunciato a investire dei soldi per lo studio dei figli. Questo è un grande problema relativamente al cosiddetto ascensore sociale. Se non faccio studiare i miei figli si troveranno in una posizione lavorativa, retributiva e di vita peggiore di quella dalla quale sono partito io. Questo è un fatto grave. Il secondo elemento importante è che hanno il 15% rinunciato a comprare una casa, e atteso che l'Italia è il paese in assoluto al mondo con il rapporto rispetto alla popolazione di proprietari assolutamente altissimo, supera l'80%, rinunciare alla casa vuol dire rinunciare anche a un progetto di vita per l'italiano medio, e ancora il 15% ha rinunciato alle visite mediche e alle cure sanitarie. Questa percentuale è diventata molto più alta, cioè pari al 40% della rilevazione che è stata fatta in caso di pensionati. Quindi noi abbiamo il 40% dei pensionati che per pensioni in questo caso, ma comunque disponibilità economiche sufficienti, rinuncia alle cure sanitarie, e il 15% dei lavoratori. Ma insomma, sentiamo come commenta il dottor Giulio Agnello Santoro questi dati. Anche la sanità ne sta risentendo, ecco, queste persone che non riescono a curarsi. Ecco, come commenta le parole del dottor Capone, dottor Santoro? Beh, innanzitutto saluto il dottor Capone, che ci ha presentato un'analisi molto realistica, cioè quello che sono i dati riflettono davvero quello che è la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Chiaro che il discorso sanitario va inquadrato in termini più globali. Noi abbiamo una sanità che ci viene anche invidiata dall'estero. Se noi confrontiamo il nostro modello sanitario con il modello sanitario americano, con il modello sanitario del UK, della Gran Bretagna, dove è necessario avere un'assicurazione, dove le persone che realmente hanno bisogno, se non hanno quella assicurazione, non vengono visitate, non vengono curate. Il nostro sistema sanitario invece questo qui assicura, e negli articoli della Costituzione mette come prioritario il bene fisico della persona. Per cui direi che dal punto di vista della nostra strutturazione il nostro sistema sanitario è davvero tra i migliori al mondo. Se questo poi si traduce adesso in delle difficoltà oggettive che sono vere, no? Che riguardano sia il personale sanitario sia il personale parasanitario, quindi carichi di lavoro importanti dove si sente che magari la retribuzione non rispecchia completamente quelli che sono i carichi di lavoro, dove comunque aumentano le liste di attesa e quindi ci sono persone che si rivolgono al privato per poter avere degli esami o per poter avere delle visite in tempi più rapidi. Questo è chiaramente vero. Però è anche vero che qualsiasi persona nella nostra nazione, no, a livello sanitario, ha assicurato la possibilità di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, questo qui non dobbiamo mai dimenticarlo. Certamente con tutte le difficoltà, certamente con dei tempi d'attesa che anche se vogliamo tutto quello che è successo con la pandemia si sono dilatati molto. Però ecco, a livello nostro, a livello della Regione Veneto, la Regione ha investito molto sul ridurre le liste di attesa e questo sforzo ha comportato davvero un abbattimento dei tempi delle liste d'attesa. Allora andiamo a vedere anche cosa ha fatto il dottor Santoro per cercare anche di fare prevenzione. Andiamo a vedere anche questa panchina, non solo lui ma tante persone attorno, associazioni, per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica. Andiamo a vedere panchine incontinenti. Questa è proprio una panchina per non vergognarsi più di dire che si è incontinenti. Questo è il significato dell'inaugurazione sul parco vicino alla centrale idroelettrica di Silea, perché questa condizione colpisce una fascia importante di tutti noi che in parte è ancora invisibile proprio per vergogna. L'incontinenza è una malattia che colpisce tutte le fasce di età, in prevalenza le fasce di età al di sopra dei 60 anni, però può interessare anche donne giovani,
con conseguenze di traumi da parto, o anche i bambini o anche gli uomini, specialmente quelli operati per interventi alla prostata. La condizione, chiamiamola condizione, colpisce circa il 15% della popolazione. Diciamo che i dati sono stabili nel tempo, ma quello che invece è ancora più importante è che questi numeri potrebbero essere più alti perché c'è un sommerso non conosciuto. Persone che non accettano questa condizione, molte volte a seguito di altre malattie, e che tendono a chiudersi senza capire che solo condividendo si può migliorare la propria qualità della vita. La patologia dell'incontinenza o la persona stomizzata all'inizio ha un grave problema sociale, anche un disagio psicologico. Infatti esistono questi gruppi di automutuo aiuto o una rete di psicologi. Rete importante non solo per la condizione emotiva ma anche per situazioni pratiche, considerando ad esempio che una scatola di sacchetti appositi costa oltre 150 euro e dura di media 10 giorni, mentre la medicazione quotidiana per chi vive questa condizione non costa meno di 40 euro. Materiale che viene in parte fornito dalle USL, ma che non basta mai. Ecco perché non ci si deve vergognare di chiedere aiuto. I presidi sono costosi e non si possono neanche detrarre sulle tasse perché sono presidi ospedalieri. Allora cosa facciamo? Li doniamo a chi ci fa richiesta, anche perché a volte ne servono anche di più di quelli che sono dal piano terapeutico. Ecco quindi cosa sta dietro a questa panchina blu, ma solo nella targhetta perché il Parco del Sile non ha permesso altro, ma anche nella passeggiata organizzata subito dopo l'inaugurazione. Camminare insieme, quindi vuole far sentire le persone non più sole, non più isolate, quindi vuole cercare di fare comunità a tutti i livelli e far capire che oltre alle strutture sanitarie a cui ovviamente ci si rivolge, ci si può rivolgere, ci si può rivolgere anche a strutture associative. Allora, dottor Capone, ha visto la situazione qui da noi, lì a Roma, questi cittadini che si mobilitano, che creano queste associazioni per fare prevenzione, per dare anche ascolto alle tante perplessità che ci sono, presidi che costano. Prego, dottor Capone. Ma intanto concordo con il dottore che ha spiegato chiaramente che la nostra è comunque una sanità universale. Il nostro paese garantisce le cure a tutti, le garantisce anche ai non regolari presenti sul nostro territorio, ma questo fa della nostra sanità effettivamente una delle migliori al mondo, secondo una serie di parametri che sono valutati tutti gli anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Detto questo, quindi abbiamo un sistema sanitario importante che ha però delle pecche, e allora sulle pecche alcune sono di carattere anche organizzativo, perché sulla gestione delle prestazioni diagnostiche, quelle dove normalmente le liste d'attesa sono lunghissime, evidentemente incidono una serie di bug, di difetti di sistema, di difetti organizzativi. Per esempio, è piuttosto bizzarro che tutta quanta la diagnostica avvenga, nella maggior parte dei casi, all'interno della fascia oraria mattutina e il pomeriggio le varie sale per le visite e per la diagnostica sono chiuse. Io credo che, per esempio, allungando l'orario di utilizzo di queste sale, organizzando il personale e fornendo evidentemente maggior personale nelle strutture sanitarie pubbliche, buona parte di questo servizio possa essere garantito. Poi sono convinto, come tutti, che il pubblico e il privato possano e debbano convivere insieme, ma in un contesto magari sul privato di altissima specializzazione e sul pubblico però di altissima diffusione. Quindi per le cose più, non dico banali, ma per le cose più diffuse, per le malattie più diffuse, per le diagnostiche più diffuse, teniamo aperto pure la notte gli ospedali se serve. Chi non sarebbe d'accordo o non è d'accordo su quello che dice il dottor Capone, come commenta, dottor Santoro? Si potrebbe fare, si era già iniziato qui, mi sembra, di fare queste visite anche nelle ore notturne, di fare questi esami, poi non si è saputo più niente perché non si poteva, forse noi avevamo il numero adatto di persone, di medici, di infermieri. Prego. Sì, no, il dottor Caputo dice in maniera molto esatta che il problema è fondamentalmente organizzativo.
Per cui chiaramente riuscendo nei limiti chiaramente a organizzare il lavoro dei sanitari e dei parasanitari all'interno delle strutture pubbliche, questo può riuscire non a eliminare il problema completamente, no, delle liste di attesa, dei tempi per le prestazioni, per gli interventi, ma certamente a migliorarle. Nella nostra realtà, che è la realtà appunto della Regione Veneto, la Regione ha stanziato dei fondi per quelle che noi abbiamo chiamato le prestazioni aggiuntive. Quindi, al di là di tutte le visite istituzionali già stabilite e regolarizzate, per recuperare e quindi abbattere le famose liste di attesa che, ahimè, comunque è vero, la pandemia lì ha giocato tantissimo, siamo stati quasi 2 anni bloccati. Ecco, queste prestazioni aggiuntive vengono fatte anche nel pomeriggio e anche fino alle 20 di sera. E quindi è chiaro, c'è una possibilità di estendere nel pubblico il numero delle prestazioni e il numero e la fascia oraria dove queste prestazioni vengono erogate, e questo ci ha portato a quello che io dicevo prima, quasi al completo abbattimento delle liste di attesa. Dottor Capone, prego. No, perfetto, va nella stessa direzione che avevo indicato. Per questo ho detto che ci sono regioni virtuose dove la capacità organizzativa e evidentemente anche una visione più adatta, più consapevole che questo delle liste di attesa è un problema vero che subiscono tutti quanti, e diventa un problema irrisolvibile soprattutto per le fasce più deboli della nostra popolazione, perché sa, chi ha le disponibilità economiche alla fine va direttamente in un centro privato e risolve la questione rapidamente e brillantemente. Ecco, noi dobbiamo pensare che però il nostro universo è composto di tantissimi che hanno poche risorse e pochi che hanno tante risorse, quindi in quest'ottica solidale, sociale, chiamiamola come più vi aggrada, bisogna fare degli interventi. Quello che ci diceva il dottor Santoro sugli interventi che sono stati fatti in Veneto, che sono di carattere organizzativo e che rendono possibile un abbassamento importante delle liste d'attesa, bene, chapeau. La Regione Veneto, come in altri campi, si dimostra una regione all'avanguardia, come lo è la Lombardia e come lo sono meno magari le regioni del centro Italia o del sud Italia. Però, dottor Capone, non c'è stato un silenzio assordante, io penso anche da diversi anni, che si riusciva bene a capire che l'indicazione era quella di supportare di più il privato che non il pubblico, perché non è che sia nato proprio adesso questa realtà che abbiamo dei numeri spaventosi di quello che si è investito sul privato, delle convenzioni col privato. Come mai nessuno si è accorto? Perché io sento anche i presidenti delle regioni che gridano al lupo, ma mi sembra che abbiano grande spazio di lavoro e di intervento per quanto riguarda la sanità. Come mai solo adesso si accorgono e passano la mano sempre al governo, mentre anche loro dovevano fare la loro parte, e se c'era veramente da me fare le barricate dovevano essere loro a fare le barricate, perché adesso mi sembra che sia un po' tardi. Questo privato ha dei numeri che sono incredibili, dà delle prestazioni con medici, con infermieri, tu vai nel pubblico ti dicono non c'è niente ma è da nessuna parte, nel privato trovi subito, basta che paghi. Prego, dottor Capone. Allora, intanto io sono convinto che sia possibile far coincidere, convivere la sanità pubblica con la sanità privata. Porto l'esempio più classico, insomma è almeno un migliaio d'anni che la sanità per esempio privata, quella legata, quella cattolica, quella no profit, che ancora oggi a Roma ha dei punti di eccellenza, cito Gemelli, cito Lidi, ma tantissime altre strutture sono private, ma partecipano alla realizzazione di un'offerta sanitaria che è complessa, perché complesse sono le esigenze, perché sono aumentate il tipo di lavoro. Non ci scordiamo che la sanità privata, se ha un vantaggio rispetto a quella pubblica, è che riesce a rendere efficiente l'organizzazione molto di più di quella pubblica, perché quella privata se non si sostiene chiude, quella pubblica se non si sostiene
va a debito o a rimesse dal sistema sanitario nazionale. Non ci scordiamo che è stata polemica, insomma, di qualche anno fa molto, molto importante, che come dire, inspiegabilmente in 2 ASL limitrofe lo stesso presidio sanitario veniva pagato da una parte 10 e dall'altra parte 50. Allora, se esiste questo vuol dire che è un problema, che è un problema diverso, è un problema di organizzazione, è un problema di uomini, è un problema di influenze anche politiche, perché la politica, insomma, ci ha messo del suo nel creare un meccanismo importante, che viene ritenuto, il sistema sanitario nazionale viene ritenuto quello uno all'avanguardia, il primo o il secondo del mondo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come dicevo prima, ma ha delle sacche grigie, oscure, che sono quello degli affari, che sono quella della miseria umana, no? Che anche su queste cose specula, quindi non parliamo di questo. Secondo me il privato dà lavoro a tantissime persone e dà professionalità importantissime e può continuare a essere complementare rispetto al pubblico. Sì, ma dottor Capone, mi scusi, è vero questo, però la visita la posso fare anche al privato, per carità, non c'è. Ma l'intervento, il grande intervento, io lo devo fare nel pubblico e devo avere delle risposte nel pubblico per fare l'intervento, perché è là che faccio l'intervento, è là che trovo l'eccellenza, è là che veramente mi dà la sicurezza di guarire, non è sicuro nel privato. È quello che non riesco a capire. Si devono convivere tutti e due, ma è nel pubblico che poi io mi rivolgo quando sto veramente male. Dottor Capone, e là non ho la risposta. Gemelli, che è un ospedale convenzionato, privato, cattolico, quindi fa capo a una fondazione, non a una SPA, quindi è un privato no profit, no? E dove le eccellenze ci stanno. Perché? Perché sono attrattive, perché investono meglio i soldi che hanno a disposizione nell'acquisizione dei medici, perché fanno pure ricerca, e le nostre ASL ovviamente la ricerca non la fanno medicina, non ricerca, e quindi, come dire, ci stanno eccellenze nel privato perché sono meglio organizzati. Secondo me devono esistere anche nel pubblico, assolutamente sì. Secondo me anche qui, diciamo, se l'offerta anche economica, tornando alla dignità delle retribuzioni, fosse nel settore privato importante, e se riuscissimo a dire che nel settore pubblico importante, se riuscissimo a dire che nel pubblico, quando ci lavori in via esclusiva, probabilmente, come dire, faremo crescere una classe medica ancora più di eccellenza, fermo restando che abbiamo, insomma, livelli qualitativi importanti. Il tema però poi si aggrava di altre considerazioni. È possibile che con la difficoltà che abbiamo di trovare medici disponibili a lavorare nelle strutture pubbliche, mettiamo dall'altra parte invece all'inizio del percorso, cioè nel momento che una persona decide di intraprendere quel tipo di studi all'università, ci sono i test d'ingresso e il numero limitato, che è una follia, no? Rispetto proprio alla capacità di... Sì, ma chi ha messo in atto questa follia? C'era qualcuno che doveva intervenire, dottor Capone, ma non è intervenuto nessuno e adesso si accorgono che è una follia. Ma è bello che lo sento dire dagli addetti ai lavori. Dottor Santoro, è una follia, però questo è quello che vediamo. Prego. Bene, ma il numero limitato e la necessità di test d'ingresso è stata una conseguenza di un periodo dove c'era effettivamente una non regolazione, per cui tantissimi medici si laureavano e non avevano possibilità di trovare un posto di lavoro. Però quello era un problema loro. Ci stanno tantissimi ingegneri che si laureano e non trovano lavoro, poi non è vero, perché gli ingegneri lo trovano facilmente, ma ci sono tantissimi studenti della letteratura italiana che si laureano e poi non trovano lavoro. Ecco, lasciamo finire il dottor Santoro, poi interviene lei. Aspetti, dottor Capone. Prego, dottor Santoro. Dottor Capone chiaramente ha sentito il mio accento, non sono certamente un veneto puro sangue, no? Infatti io sono di Salerno, ha letto il mio cognome, quindi... sono di Salerno e ho fatto l'università a Napoli, poi il dottorato di ricerca a Siena, e lavoravo
studiavo nell'università a Napoli, dove non ho avuto la possibilità di avere concorsi che mi permettevano di trovare lì un posto di lavoro. Quindi mi sono mosso, sono assolutamente contento, insomma 25 anni fa è l'unica regione dove mi ha permesso di poter fare un concorso e quindi trovare un posto di lavoro è stato il Veneto. E lì, cioè, quando io mi sono laureato effettivamente c'era un numero di medici elevatissimo e non c'erano concorsi perché non c'era possibilità di trovare impiego. E quindi la conseguenza è stata, io non ho fatto i test per entrare a medicina, si entrava diciamo in maniera libera, è stata quindi poi dopo regolamentata successivamente. È vero adesso che però si rende necessario un cambiamento, perché siamo passati all'opposto, adesso ci sono troppi pochi medici e sentiamo invece questa esigenza che questo numero possa essere allargato. Io sono personalmente contrario. È imbarazzante che la Regione Calabria prenda i medici a Cuba. Stiamo scherzando? Certo. Io sono personalmente contrario alla completa abolizione dei test d'ingresso. Credo che comunque vadano fatti come selezione, probabilmente non così difficili. Parlo sempre come esperienza personale, mio figlio ha fatto i test d'ingresso, devo dire io studiavo questi test d'ingresso, insomma li leggevo, e con la mia esperienza non credo che io adesso sarei capace di entrare con quei test d'ingresso al primo anno di medicina. Ecco, quello è davvero l'assurdo e la difficoltà. La fermo un secondo, se no mi cade la linea, dottor Santoro, poi continuiamo. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ai due medici volevo chiedere come mai adesso ci sono anche tempi lunghi per il medico di famiglia. Preso un appuntamento venerdì 4 maggio, me l'hanno dato il 24 maggio, ma com'è possibile? Medico di famiglia, se io telefono per avere una visita, non è urgente, ma comunque non penso 3 settimane. Ma questa sanità sta andando a rotoli veramente. Ma i medici di famiglia gli hanno dato anche troppa burocrazia. Perché una volta quando si andava io ho ancora bisogno di mio marito, cardiologia, il cardiologo ti dava l'appuntamento per la prossima visita, ti dava se aveva il piano terapeutico te lo faceva lui. Adesso le hanno dato tutto accorpato al medico di famiglia e questa è tutta la burocrazia che prende indietro. Non riesce il medico di famiglia a visitare, adesso le hanno aumentato anche i pazienti. Se prima non visitava, adesso ancora meno, ti visita per telefono. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia. Allora, prima di far rispondere il dottor Capone, sentiamo che doveva terminare il dottor Santoro appunto quello che stava dicendo. Prego dottor Santoro. No, io diciamo per quello che riguarda quindi il discorso in precedenza, ritengo che sia necessario così allargare la base degli studenti che possono entrare all'Università di Medicina, completamente togliere il numero chiuso. Questo però può essere rischioso perché ci può riportare indietro a quella situazione di cui avevamo parlato in precedenza. Invece voglio rispondere alla signora Nadia, perché lei ha ragione, il medico di medicina generale è una figura fondamentale. Se stiamo parlando di organizzazione, tutti gli elementi di un'organizzazione devono funzionare, basta che uno di questi si inceppa e l'organizzazione di conseguenza ne risente, e ne risente globalmente. Allora il filtro del medico di medicina generale è fondamentale. È fondamentale perché è quello che è per primo che visita il paziente ed è quello che poi, nella maggior parte dei casi, manda il paziente all'ospedale. E allora se questo filtro non funziona, è chiaro che ci troviamo di fronte poi all'aumento delle persone che accedono all'ospedale con o senza reale motivazione di dover accedere, di conseguenza aumentano le liste di attesa e tutto quello che diciamo in precedenza. L'ospedale deve avere la funzione di curare gli acuti,
non di curare i cronici. Perché se l'ospedale si riempie di cronici non può più dopo esaudire in tempi ragionevoli le visite sull'acuto. Ecco perché tu parlavi in precedenza, la Regione Veneto sta potenziando gli ospedali di comunità, sta potenziando le strutture intermedie, dove invece i cronici possono essere curati nel tempo. Se tu fai un intervento, qualsiasi esso sia, facciamo ortopedico, quindi fai un intervento, devi farlo giustamente nel pubblico, ma dopo questo intervento ortopedico devi avere della riabilitazione. Non puoi farla in ospedale. Questa riabilitazione la puoi iniziare, ma poi hai bisogno di strutture intermedie, di strutture di ponte che ti portano poi a ritornare a domicilio in maniera autonoma. E tutto quindi parte dal medico di medicina generale. Se il medico di medicina generale, perché non ha tempo, perché è oberato, perché ha troppi assistiti, non visita il paziente, fa un'impegnativa e manda direttamente all'ospedale, questo ci porterà ad avere quell'aumento di richieste di prestazione che non riusciamo a esaudire. Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Niente, buongiorno. Io volevo dire una cosa, per quanto riguarda le visite che dicono che sono urgenti e poi rimandano di mese e mese. Allora, tutti non sappiamo che c'è una legge che è del 98, che quando un ospedale pubblico non riesce a mantenere la visita che è urgente, tu puoi andare nel privato, paghi il privato e poi richiedi rimborso all'ospedale, perché è l'ospedale che ha creato il disagio. Quindi dobbiamo farci rispettare, perché quando l'ospedale si vede tanti richieste di rimborso perché non è stato in grado di servire, perché vanno a fare le visite nel privato, vedrai che l'ospedale farà in modo possibile di accedere subito alle visite, perché è diventato tutta una mafia. Cioè tu vai in ospedale, no, non c'è visita, non c'è, ci vogliono mesi. Vai nel privato, dopo un minuto hai la visita pagando. Siccome c'è una legge del 98 dove dice quando l'ospedale non riesce a farti fare la visita in tempi brevi, puoi andare nel privato e poi richiedi il rimborso all'ospedale, perché è un tuo diritto e finché noi non ce lo facciamo valere questi diritti, loro ci cappeggiano i piedi. La ringrazio signora Mirella e buongiorno. Grazie caro Sebastiano. Sentiamo allora come commenta il dottor Capone sia per quanto riguarda i medici di medicina generale, i famosi medici di famiglia, che sono pochi, ormai ce ne sono veramente pochi con dei numeri pazzeschi, io non so neanche come fanno, e poi sentiamo anche il commento per quello che ha detto il dottor Santoro. Prego dottor Capone. Allora anche qui dobbiamo uscire fuori da un equivoco. I medici di medicina generale, come è stato già detto dal dottor Santoro, e sono d'accordo con lui, svolgono una funzione fondamentale di primo contatto con il malato e quindi sono loro che dovrebbero fare un primo discrimine. Questo rispetto alle responsabilità che sono in capo al singolo medico, rispetto alla difficoltà, diciamo così, anche di prendersela una qualche responsabilità, spesso diventano semplicemente i smistatori dei piani di cura, quindi fanno la ricetta e poco più. La lamentanza della signora che si è collegata prima sul fatto che non visitano poco, non hanno tempo per visitare, è un tema sentito in diverse parti d'Italia. In tutta Italia c'è un'eccessiva riduzione. Noi su questo già tempo addietro in qualche regione avevamo proposto la gestione dei codici bianchi all'interno dei pronto soccorso a cura dei medici di medicina generale che a turno coprivano gli orari paralleli a quelli del pronto soccorso, in maniera che i codici bianchi, proprio quelli che non rappresentano l'acuzia ma che hanno un'esigenza di gestione differente, possono essere trattati direttamente dai medici di medicina generale e lasciare al pronto soccorso i codici più impegnativi, ovvero i codici gialli, i codici rossi. E com'è finita, dottor Capone? L'abbiamo proposto, ribadisco.
L'avete proposta, infatti è un pezzo che sento che è stato proposto, però non si muove paglia, non si sente più niente e penso sarebbe un'ottima soluzione, ecco, questo codice bianco che intasa veramente tutti i pronti soccorsi, perché la maggioranza sono sempre codici bianchi, dovrebbe essere appunto il medico di medicina generale. Come mai non si arriva a un dunque, secondo lei, dottor Santoro? Perché ci sarebbe la soluzione, l'ha proposta molto bene il dottor Capone, cioè anche semplice da fare, a turno si cerca di dare questa risposta. Prego. La proposta è chiaramente assolutamente condivisibile e sarebbe molto importante se riuscissimo davvero a realizzarla. Perché lo diciamo prima, no? Dobbiamo capire tutte queste famose liste di attesa, queste prestazioni non esodite nei tempi giusti, sono tutte uguali. Oppure c'è chi effettivamente magari non dovrebbe proprio stare in quelle famose liste di attesa. Questo è il problema. E allora tanti codici bianchi, certo, che intasano il pronto soccorso e che quindi poi prendono tempo, tante prestazioni che ci arrivano, addirittura Mirella, con priorità B o priorità D, sono delle priorità diciamo da espletare in tempi molto molto brevi, poi nel momento in cui le facciamo sono in realtà dei pazienti che non avevano diritto ad avere quella priorità B o D che sia. Perché? Perché manca quel discorso dello screening e del filtro. Se dunque il filtro lavorasse meglio, questo porterebbe al sistema in maniera globale e organizzativo a funzionare di conseguenza meglio. Questo dei codici bianchi io credo che sia una cosa molto importante e credo che sia andrà avanti perché è stata presentata e poi dopo fondamentalmente riguarda una categoria importantissima che è quella dei medici di medicina generale e bisognerà vedere anche lì se loro hanno le capacità, l'energia, la forza di poterle esaudire. E soprattutto si parlerebbe di fare prevenzione, perché con questo modo si fa anche prevenzione ed è una cosa molto importante. Andiamo a vedere invece la campagna informazione Salute Incontinenza con la dottoressa Ciana, dottoressa Trollese col Camper. Andiamo a sentire. Nonostante 2 anni di pandemia, il centro incontinenza dell'USL 2 inaugurato nell'agosto 2019 non si è mai fermato e ad oggi sono 13.000 i pazienti presi in cura, un dato significativo che dimostra come quello dell'incontinenza sia un problema molto diffuso tra la popolazione, non solo anziana. È un problema che prende tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani. Nonostante l'alta incidenza nella popolazione, spesso i pazienti, a causa della vergogna e della paura, faticano ad avvicinarsi agli specialisti. Abbiamo un tasso di popolazione molto alto, soltanto pochi si approcciano a quello che è la cura. I pazienti accedono al centro e allo specialista di riferimento con molta difficoltà. Ecco quando è troppo tardi, forse alle volte? Devo dire di sì, alcune volte è troppo tardi. Nasce proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul problema dell'incontinenza la campagna informativa attraverso il Camper che tocca le principali piazze venete. Cerchiamo appunto di portare la conoscenza dell'incontinenza con queste campagne. Ci spostiamo in tutto il territorio, abbiamo 15 tappe e cercheremo di far presente che c'è possibilità di risolvere il problema. Diamo proprio informazioni specifiche di che cos'è il centro incontinenza, di cosa si occupa il centro e di chi sono gli specialisti che ruotano all'interno del centro incontinenza all'ospedale di Treviso. Ecco, l'importanza di fare prevenzione, di non aver paura, ecco, di questa parola, state spiegando molto bene e sembra che veramente i cittadini rispondano, hanno coraggio di avvicinarsi, parlare, informarsi. Prego, dottor Santoro. Sì, io ne approfitto anche per così illustrare il nostro modello al dottor Capone. È un modello che è il primo in Italia che abbiamo realizzato. Lo diciamo proprio all'inizio, 15% della popolazione ha sintomi di incontinenza urinaria o incontinenza anale o problemi di prolassi degli organi pelvici. Arrivano troppo tardi da noi o non arrivano proprio e quindi i presidi di assorbenza, i pannolini, i cateteri impattano sulla spesa sanitaria circa per il 40% dei presidi forniti dal sistema sanitario.
La prevenzione cosa significa? Far sì che questi pazienti non diventino cronici, ma che noi possiamo cercare di curarli, anche operarli, ed evitare che lo diventino, con tutte le conseguenze anche sulla qualità di vita. Il nostro centro, primo in Italia, è appunto un centro che è nato ormai nel 2019 per fare prevenzione, ma la popolazione non lo sa, anche i medici generali non sapevano, e allora abbiamo iniziato a fare le campagne. Il camper, quindi andare in giro per le piazze dei vari comuni a poter fare informazione, la panchina che abbiamo messo, le marce insieme alle associazioni pazienti. Tutto questo ci ha portato a fare tantissima prevenzione e aumentare le visite per questo tipo di condizione e di conseguenza migliorare tanta qualità di vita in tante persone. Dottor Capone, prego, a lei il commento. Su quello che riguarda la prevenzione, ovviamente sono favorevole, perfettamente d'accordo con le iniziative che anche il dottor Santoro in quella specifica patologia, con il dottor Santoro per le iniziative che ha preso su quella specifica patologia, così dovrebbe essere fatto su altre patologie diverse. Questo ce l'ho come, diciamo così, come test in diverse regioni. Ci sono camper che girano per lo screening, no, delle malattie cardiovascolari, per tutte queste cose qui che avvicinano, diciamo così, l'utenza magari davanti al centro commerciale, no, alla verifica di un potenziale rischio che si corre inconsapevolmente. Quindi è un'attività assolutamente fondamentale, dovrebbe essere ancora più diciamo sistematica. È un'attività che svolgono le associazioni, difficilmente il sistema sanitario se le prende in carico, quella della diffusione delle azioni di prevenzione, però è un'attività assolutamente imprescindibile per la salute pubblica nel suo complesso. Dottor Capone, parliamo anche di morti sul lavoro. Ogni giorno sono 3 morti al giorno, forse stanno anche aumentando se andiamo avanti così, e soprattutto il lavoro nero, questo lavoro sommerso. Cosa ci dice? Come si sta muovendo l'UGL? Intanto parte della nostra ricerca riguardava anche la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il dato di un morto ogni 8 ore, ovvero 3 morti al giorno, è purtroppo confermato da tutte le statistiche e non varia da anno in anno. La cosa ancora più inquietante per certi versi è che c'è ogni minuto c'è un ferito sui luoghi di lavoro. Considerate che gli incidenti, gli infortuni sul lavoro, diciamo non letali, rappresentano circa 500.000 casi all'anno, quindi è un numero impressionante. E allora su questo abbiamo fatto una ricerca per vedere se la popolazione italiana, i lavoratori poi in particolare, avessero ben preciso quant'è l'unità di misura di del fenomeno, di che cosa stiamo parlando. E sul campione popolazione italiana il 61% non sa che ci sono 3 morti al giorno e non sa che c'è un ferito al minuto. Quindi 1 su 3 conosce questi dati, 2 su 3 no, e questo già è un termine. Quando andiamo invece sulla popolazione, cioè non sulla popolazione in generale, ma sui lavoratori, la metà, proprio al 49% contro il 51%, la metà non lo sa e la metà ne è consapevole. Allora questo è soltanto un approccio per verificare che spesso non ci rendiamo conto dalle cronache dei giornali, dalle cronache purtroppo tragiche che ci arrivano dai posti di lavoro tutti i giorni, non ci rendiamo conto di quanto è diffuso. Si sa perché? Perché sentiamo al telegiornale o leggiamo sul giornale quando c'è il caso con, diciamo così, Plurimo, quindi fa molto scalpore, fa notizie e viene pubblicizzato, altrimenti ne perdiamo proprio la contabilità, anche per in qualche maniera esorcizzare questa paura, perché noi continuiamo a essere convinti, abbiamo fatto delle campagne, le continuiamo a fare di sensibilizzazione dal titolo Lavorare per vivere, quindi è un fenomeno questo che va ovviamente attenzionato ancora di più. C'è un tavolo aperto al Ministero del Lavoro, ci sono incontri
Però vorremmo anche delle risposte, dottor Caponi, perché proposte, come ha detto lei, ce ne sono, tavoli aperti ce ne sono, ma non si arriva mai al dunque dopo. C'è sempre qualcosa che manca. Commissioni non ne parliamo, noi non sappiamo mai come vanno a finire. Abbiamo Adriana, poi continuiamo, vai Adriana. Niente, è caduta la linea. Prego, dottor Capone. No, dicevo, noi abbiamo una delle legislazioni più all'avanguardia su questo tema, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. È una legislazione poderosa, ogni azienda deve produrre quantità di materiale che certifica alcuni passaggi all'interno dell'azienda, eppure gli incidenti succedono ugualmente. Allora, intanto non esiste mai, nel mondo del lavoro non esiste mai la fatalità. Perché? Perché tutto quello che il processo produttivo è tutto quanto, prevedibile. E allora che cosa succede? Succede spesso che manca proprio la consapevolezza del rischio. Noi infatti una delle proposte a cui teniamo di più è insegnare alle scuole, già dalle scuole superiori o dalle scuole medie, la sicurezza sui luoghi di lavoro, perché da ogni classe che finirà il percorso di studi usciranno fuori un piccolo numero di imprenditori e un grande numero di lavoratori. Magari in Veneto la proporzione sarà contraria, nel nord-est laborioso, però entrambi avranno, sia se sono lavoratori, sia se saranno lavoratori, sia se saranno imprenditori, avranno la stessa consapevolezza del problema. Però dottor Caponi, mi scusi, è vero quello che dice, la ringrazio anche per come vi state muovendo come UGL, però c'è anche tanta superficialità anche da parte del lavoratore. Questo lavoratore che se fa caldo non mi metto il casco, anche se sono sul tetto a un'altezza che dovrei indossarlo, i guanti, cioè è anche una fatica a capire cos'è la sicurezza per un lavoratore, perché io ne vedo veramente di tutti i colori delle volte, dico ma come hanno i caschetti, hanno tutto e sono là e loro sono sopra questi tetti, ma dove sono i controlli? Numeri ce ne sono pochi, ecco, nessuno risponde. Prego, dottor Capone. Ha messo il dito nella piaga perfettamente. Purtroppo a volte, anche per questo dicevo che la consapevolezza deve essere uguale nell'impresa nell'imprenditore che ha la responsabilità oggettiva e legale di predisporre i piani di sicurezza, ma anche da parte del lavoratore, che deve essere consapevole che qualunque uscita dal protocollo può creare dei rischi anche sui lavori più banali. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Per quello che riguarda i controlli, l'altra cosa sulla quale si sta lavorando è quella di creare un'agenzia, almeno questa era la proposta, di creare un'agenzia unica di controllo, perché oggi i soggetti che controllano sono l'INPS, l'INAIL, lo Spresal, l'ASL, i Carabinieri, il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato del Lavoro, ma ognuno per conto suo. Sì, il gatto di troppi padroni dopo muore di fame, purtroppo funziona così, perché è così. Allora sentiamo come ci saluta il dottor Santoro, ormai siamo in chiusura, che appello vuole fare, cosa vuole dire? Casomai vi do i numeri, vi mettete in contatto anche col dottor Capone, che l'importante è fare squadra, anche perché la salute riguarda tutta Italia, non è che riguardi solo il nord o il sud, ma ci riguarda tutti. Prego. Sì, approfitto anch'io intanto per salutare il dottor Capone, per la sua presenza, per il suo contributo e per il lavoro importante che stanno svolgendo, perché poi partono sempre dai numeri. I numeri sono fondamentali per capire, altrimenti diciamo parole, ma il numero cambia e dà significato alle parole, e sono numeri importanti che ha dato. Io volevo così chiudere il mio intervento oggi ribadendo questo, cioè che la responsabilità e la nostra azione personale, cioè di ognuno di noi, è fondamentale. Mi aggancio al fatto del lavoratore per ritornare sulla prevenzione, perché se ci arriva a casa il foglietto di dire vai in farmacia per prendere la provettina per il sangue occulto, vatti a fare, non so, lo screening della cervice, ma non c'è adesione, e cosa possiamo farci? E allora ecco che anche la popolazione, il cittadino, anche l'utenza prenda maggiore consapevolezza di agire prima che un qualcosa si sviluppi. Non che siccome sto bene non ho tempo di andare, non ho tempo di fare le visite, non ho tempo di controllarmi. Perché poi dopo è chiaro, quando poi si sviluppa allora vogliamo subito avere una risposta.
Agiamo bene sulla prevenzione, dove ci deve essere un'adesione cosciente di ognuno di noi. Grazie al dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza, Estomie, ULS 2 Marca Trevigiana. Sentiamo come ci saluta il dottor Francesco Paolo Capone, collegato con noi da Roma, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Prego, dottor Capone. Ringraziandovi per l'invito, ringraziando anche e salutando il dottor Santoro, e per il resto più lavoro sicuro, più lavoro retribuito. Ecco, questo è il nostro auspicio, chiudendo così con una battuta rapidissima. Grazie anche al dottor Capone di essere stato con noi. Il dottor Paolo Capone, pubblicità. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Francesca Neroni, presidente progetto Donne Veneto, che ringrazio. Abbiamo collegato anche da Treviso il dottor Marco Bonifati, direttore neurologia a Treviso. Grazie dottor Bonifati di essere ritornato a Sveglia Veneti, perché stiamo dando i numeri, abbiamo proprio bisogno di sentire cosa ci dirà il dottor Bonifati, c'è una confusione pazzesca. Mentre quello che sta facendo, grazie dottor Bonifati, facendo Francesca Neroni, vorremmo capire anche perché è nata questa bellissima idea di fare una città a misura di donne. Vediamo anche la locandina. Prego, dottoressa Neroni. Grazie mille Mirella anche dell'invito e dell'opportunità di raccontare ai tuoi telespettatori questa nostra iniziativa. Una città a misura di donne è una rassegna che si inserisce nell'ambito del Festival Treviso Città per le Donne, una manifestazione che ha avuto 2 edizioni nel maggio del 2022 e del 2023 e che poi vedrà la 3ª edizione nel 2025. Quest'anno abbiamo scelto anche con l'assessorato alle politiche sociali, l'assessora Tessarolo e la Commissione Pari Opportunità che ci ha sostenuto, appoggiato e ha contribuito insomma materialmente nella realizzazione delle prime 2 edizioni del festival, di fare un momento di riflessione, perché le prime 2 edizioni, nate con la volontà di accendere un po' i riflettori su quella che sono le politiche della città per le donne, e ha visto una bella partecipazione e l'organizzazione di convegni e iniziative molto interessanti da parte delle architette su quella che è l'urbanistica per le donne, o da parte di chi si occupa del mondo del lavoro, della benessere, con la dottoressa Pedone che adesso è presidente della Commissione Pari Opportunità. Però ci siamo accorte che di tutte queste belle iniziative rischiavano di rimanere dei fatti isolati che non producevano e non lasciavano poi sul territorio qualche cosa, e quindi abbiamo scelto di fare un momento appunto di fermo, tra virgolette, che in realtà poi ha prodotto una bellissima rassegna in cui metterci a confronto. Il 9 di maggio ad esempio organizziamo un World Café, che è proprio una giornata di lavoro, non più la conferenza in cui qualcuno dice qualche cosa e qualcun altro ascolta, ma tutte le commissioni pari opportunità degli ordini professionali, i sindacati, le aziende, gli enti di formazione sono chiamati a raccolta per dire a che punto siamo e dove vogliamo andare, ma insieme. Perché le cose si cambiano solo se lavoriamo tutti facendo assieme. Squadra. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Marco Bonifati. Una città a misura di donne, io direi una città anche a misura di persone, ma un ospedale a misura di persona. Questa persona che veramente viene curata benissimo all'interno dell'ospedale, ma nel momento che viene dimessa purtroppo, dottor Bonifati, la cade il pelo, come dico io, nel senso che mancano i servizi alla persona. Stiamo parlando di una popolazione diversamente giovane, purtroppo con molti acciacchi. Abbiamo sentito anche prima il numero di medici di medicina generale, questi pronti soccorsi, i codici bianchi che dovrebbero essere fatti in primis, se c'è questa proposta a equo a turno dal medico di medicina generale, tante proposte ma non sappiamo quando arriveranno a termine. Come la vede lei, dottor Bonifati, la situazione dal suo importante osservatorio? Il problema dell'integrazione ospedale-territorio direi che è un problema di cui si parla ormai veramente da tantissimo tempo. Rimane una problematica di difficile soluzione perché chiaramente è una problematica in parte sanitaria, ma come ha accennato anche lei, in parte sociale. Ecco, è chiaro che tutte le iniziative che cercano di rendere una città a misura di persona, donna o uomo che sia,
sono assolutamente benvenute e dobbiamo adattarla a una popolazione che sta cambiando e chiaramente una popolazione che invecchia, con tutte le problematiche che questo comporta ovviamente. L'ospedale è fatto appunto per l'urgenza, per le cose diciamo così complesse, per attività di complessità maggiore e anche per la seguire patologie ovviamente croniche. Poi chiaramente il territorio deve farsi carico del cittadino nella vita di tutti i giorni, nel seguire questi malati o anche i sani nei loro bisogni. Ecco, questo credo sia la maggiore difficoltà, trovare un equilibrio tra la sanità e il sociale. Questo cos'è che la preoccupa di più in questo momento, dottor Bonifati? Perché ognuno ha i suoi problemi. Lei cos'è che preoccupa, dottor Bonifati? Perché abbiamo sentito anche, avevamo ospite prima sia il dottor Francesco Paolo Capone dell'UGL, che ha spiegato quante proposte stanno cercando di fare per andare avanti, ma anche i problemi che ha cercato di spiegare anche il dottor Santoro. Prego. Ma la medicina in realtà, proposte appunto come diceva lei, è bene che ce ne siano, ma poi bisogna fare i fatti. Ecco. Quindi l'ospedale sta cercando di venire incontro alle esigenze, sta cambiando, la medicina ha questo forse come caratteristica, che cerchiamo di migliorarci continuamente sulla base dei risultati già ottenuti, cerchiamo soluzioni sempre migliori e ovviamente si cerca di venire incontro al cittadino, a concetti come per esempio le liste attesa. Sono un concetto relativamente recente ma che stiamo cercando di affrontare, l'umanizzazione delle cure, altro capitolo con cui cerchiamo ogni giorno di migliorare nel rapporto con l'utenza. Insomma, credo che la medicina, come io ho sempre detto, negli ultimi, se guardiamo gli ultimi 10-20 anni, sia cambiata completamente e tutto sommato, nonostante le lamentele, nonostante le discussioni, ma sicuramente in meglio sia come tecnologia che come capacità di curare e a volte guarire patologie anche importanti che una volta non era neanche pensabile trattare, e sia come rapporto dal punto di vista umano con il cittadino utente e col paziente malato, insomma. Io ho una visione sempre abbastanza, diciamo così, ottimistica, perché se uno guarda il passato, l'oggi è sicuramente meglio di 10 o 20 o 30 anni fa. Però, dottor Bonifati, dietro questa intelligenza artificiale, perché noi sentiamo sempre di più questa parola, c'è sempre l'uomo, non c'è niente da fare. Io ho avuto anche ospite il dottor Gerosa, infatti alla mia domanda, ma mi scusi dottor Gerosa, sì, è intelligenza artificiale, ma poi c'è sempre l'uomo. Lei ha detto, ma lei ha letto la mia relazione? Infatti nella mia relazione ho scritto proprio questo, attenzione, perché dietro questa parola, che se vogliamo proprio interpretarla, c'è la figura umana. Prego, dottor Bonifati. Noi medici siamo abituati a usare strumenti tecnologicamente complessi. Alla fine siamo sempre noi che li usiamo, nel bene e nel male. Da che mondo è mondo usiamo tecnologia estremamente complessa, è andata via sempre più sofisticandosi. Basta pensare a cosa è successo col computer, e con l'intelligenza artificiale sarà esattamente lo stesso, uno strumento ipertecnologico che l'uomo deve assolutamente governare, come è sempre stato. Siamo ben lontani da un'intelligenza artificiale che fa tutto in autonomia. Dottor Bonifati, ma bisogna stare anche attenti, bisogna saperla governare bene, l'ha detto anche il Papa, attenzione, prego. Guardi, le dico una cosa sola, l'intelligenza artificiale più sofisticata attualmente è il cervello umano. Non c'è nessun'altra intelligenza artificiale che raggiunga i livelli del cervello umano in termini di capacità di elaborazione dei dati e di trovare soluzioni a problemi sempre nuovi. Per cui abbiamo ancora un vantaggio. Adesso io non so quanto durerà, però è un vantaggio ancora considerevole. Sentiamo come commenta Francesca Neroni, prego. Quello è il rischio, dice giustamente il professore, se poi ci abituiamo troppo a utilizzare l'intelligenza artificiale rischiamo di mettere a riposo la nostra e non saperla poi utilizzare più adeguatamente. Specialmente queste donne che stanno cercando di mettersela tutta anche per dare un contributo anche alla società. Giustamente
giustamente avete evidenziato prima, la città è a misura di persona. Se noi sottolineiamo una lettura di genere è perché ancora oggi sulla donna ricade buona parte del peso della cura della famiglia, e quindi è chiaro che quello che può essere la semplicità, la facilità del vivere in una città che quando si è appunto madri, nipoti, nonne o comunque si accudisce magari una persona con una disabilità o che è anziana e ci si trova a dover spostarsi da una parte all'altra con difficoltà, vuoi per il traffico, vuoi per il parcheggio, vuoi perché i servizi non sono tutti a portata di mano, gli orari non si conciliano con quella che è la vita lavorativa a cui ormai tutte quante insomma siamo per fortuna o per chi può insomma obbligate, quindi finisce che diventa difficile se la città non pensa in questo senso a una fruibilità maggiore. È chiaro che una città a misura di donna è una città a misura di tutti, perché tiene conto di tutti questi aspetti, mentre purtroppo sono ancora progettate per lo più da uomini. Sono progettate per lo più da uomini. Dottor Bonifati, un'altra cosa interessante, io ho avuto ospite il professor Garattini più volte e lo dico in continuazione, era qui anche la scorsa settimana, perché io veramente sono sobbalzata dalla sedia assieme a una sindaca donna quando il professor Garattini ci ha detto di svegliarci perché i farmaci che prendiamo sono testati sugli uomini. Sì. Quando ci svegliamo e quando ci mettiamo in testa di fare qualcosa. Ho avuto anche diversi ricercatori e di fronte a questa domanda devo dire che erano molto in imbarazzo. Io ero sicuro perché ho detto guardate che me l'ha detto il professor Garattini ospite, perciò io sono al sicuro, al massimo, mi date una risposta, ed erano veramente imbarazzati. Si sta facendo qualcosa un po' alla volta, ecco, siccome riguarda anche il nostro cervello, i nostri neuroni, un po' tutto, vogliamo capire com'è la storia. Forse abbiamo anche tante centenarie, dottor Bonifati, lo dico io, forse perché questi forse ci hanno fatto anche bene, perché siamo più donne che resistono che uomini, arriviamo prima ai 100 e li passiamo anche abbondantemente. Scherzando, dottor Bonifati, cosa ne pensa? Perché siamo così all'oscuro di tante cose che si dovrebbero sapere e non si sanno, queste ricerche però a chi, per chi, con chi? Prego. No, ma in realtà i dati sono assolutamente pubblici e sappiamo che le vecchie sperimentazioni cliniche effettivamente avevano spesso una preponderanza di uomini, poi dipende chiaramente anche dalla patologia. Attualmente si sta cercando nei trial ormai più recenti, ma insomma degli ultimi 5-6 anni, di avere un giusto equilibrio tra donne e uomini all'interno delle sperimentazioni cliniche. Poi è chiaro che dipende anche dalla patologia di cui stiamo trattando, perché stiamo trattando per esempio di una patologia come la cefalea o l'emicrania, è chiaro che è una patologia per esempio a chiara prevalenza femminile e gli studi clinici hanno una preponderanza di soggetti di sesso femminile. Anche questa è una sensibilità che è emersa negli ultimi anni e a cui si sta cercando di venire incontro con un maggiore equilibrio all'interno delle sperimentazioni cliniche tra uomo e donna in base alla prevalenza delle patologie. Anche qui nessuno nasconde niente, in realtà i trial, le sperimentazioni sono pubbliche, c'è un registro internazionale dove sono, tra virgolette, tutte registrate e i risultati sono pubblicati, per cui è facile andare a vedere quanti uomini, quante donne nei vecchi trial, nei nuovi. È una sensibilità però recente che il tiro si sta aggiustando anche in questo senso, ecco. Sì, forse per gli addetti ai lavori, ma le posso assicurare che quasi tutti non sapevano di questa cosa, che giustamente voi siete addetti ai lavori, è normale, ma noi donne poi non ce l'ha mai detto nessuno, forse anche il medico di famiglia dovrebbe fare anche questo qualche volta, ecco, aggiornarci su quella che è la ricerca. Ecco, parliamo di cefalea e di emicranie purtroppo, perché questo è un grande problema che hanno specialmente anche molte donne, ecco, io dico di persone ma anche molte donne. Sono stati fatti anche dei progressi. Cosa ci dice, dottor Bonifati? Assolutamente sì, sono usciti ultimamente anche dei nuovi farmaci, degli anticorpi che hanno ottenuto ottimi risultati sull'emicrania, quindi progressi ce ne sono sostanzialmente quotidiani, dopo tanto tempo peraltro, perché l'ultima, diciamo così, grossa novità erano stati i triptani ormai 20 anni fa, attualmente sono usciti nuovi farmaci.
ma spesso io ci tengo a precisare, per esempio, che per una patologia come l'emicrania è importantissimo anche appunto il ruolo del neurologo, ma anche del medico di base, perché per l'emicrania la cosa più importante è spiegare alle pazienti che hanno l'emicrania che cos'è l'emicrania e quali sono gli stili anche di vita per gestire al meglio una patologia che purtroppo è costituzionale. Cioè molte persone arrivano chiedendo, nonostante abbiano l'emicrania da anni, continuano a chiedere perché ho l'emicrania. In realtà l'emicrania è qualcosa di costituzionale, di genetico, che uno ha per ragioni, diciamo così, in parte familiari, in parte ereditarie, ma nell'arco della vita di una persona può essere estremamente variabile come frequenza e gravità e va curata bene, nel senso che il paziente deve prendersene cura, quindi magari un diario della cefalea e capire quando usare un farmaco al bisogno oppure quando usare un farmaco di profilassi, cioè prendere qualcosa tutti i giorni per ridurre il numero degli attacchi. E invece abbiamo molti pazienti che continuano a prendere magari farmaci al bisogno anche con una frequenza elevata. Quindi come sempre una conoscenza è importantissima in una patologia così frequente come l'emicrania. Cioè informare bene il paziente di che cos'è e come si cura e come il paziente può fare per curarla al meglio, ecco. Sentiamo se vuole aggiungere qualcosa la dottoressa Neroni proprio in merito a questa donna che ha una patologia seria perché crea dei grossi problemi anche a livello psicologico, non riesce ad andare al lavoro, non riesce a gestire la famiglia. Io ho avuto anche un ospite che è presidente di un'associazione proprio che combatte queste cefalee e dice che veramente è un male di vivere, purtroppo chi ce l'ha, prego. È assolutamente limitante, no, non posso intervenire su questioni mediche, posso dire che con la dottoressa Pedone abbiamo trattato l'argomento della medicina di genere o genere specifica, come si chiama, proprio per far conoscere e sensibilizzare su questa questione dei dati. Abbiamo organizzato anche un convegno legato a un libro della Codice Edizioni che riguarda proprio i dati in generale sul maschile, cioè curiosità alcune, come il fatto che ad esempio le tute per astronauti sono state progettate solo per corpi di uomini perché non avevano mai avuto una donna e quando è stato necessario per la Cristoforetti si sono dovuti organizzare e non è previsto neanche proprio l'apparato necessario e tante sono le situazioni, insomma è un libro davvero carino da leggere e che purtroppo evidenziano questo fatto della progettualità che fino ad oggi non aveva questa sensibilità. Sta cambiando molto l'attenzione, ho paura di quello che nell'ambiente diciamo della natura si chiama greenwashing e che chiamerei senza problemi pinkwashing, che a forza di occuparsi di politiche femminili col fatto dei fondi del PNRR eccetera, sempre più spesso tanti uomini parlano di donne. Allora un conto è fare un percorso insieme che è fondamentale perché non si cambiano le cose se ci si divide in ghetti e se facciamo le cose del mondo femminile trattate solo dalle donne e questo è giusto perché deve essere un cambiamento prima di tutto culturale, ma dall'altra parte che gli uomini oggi prendano i posti alle presidenze delle commissioni pari opportunità perché si è deciso di aprirle anche agli uomini, non bastandogli le presidenze che già hanno, o che fanno i convegni per parlare di donne, comincia un po' a darmi fastidio. Avrà visto insomma in televisione il caso di Vespa che ha fatto il tavolo sull'aborto con tutti quanti uomini e la risposta è molto sagace dove si è parlato di SUV e di impotenza invece con un tavolo di sole donne. Non vogliamo buttarla sempre a ridere perché non c'è molto da ridere. No, è da ridere perché nonostante quello che diciamo queste sono le risposte e i messaggi che arrivano. Ecco, andiamo avanti insieme. A buon intenditore poche parole. Lavoriamo insieme. Io è un pezzo che parlerei di persone, mi ostino a dire che continuiamo a dividere tra uomini e donne invece di parlare di persone. Quello che però vorrei anche parlare col dottor Bonifatti sono questi centenari, andiamo a vedere che è bellissima questa cosa che hanno fatto per far capire l'importanza di arrivare anche a 100 anni ma con una mente ancora che funziona. Ecco, andiamo a vedere questi servizi che sono molto importanti. Adesso c'è un silenzio. Si aggiungano un nuovo titolo del Guinness World Record.
70 centenari riuniti insieme. Padova supera l'Australia ed entra nel Guinness mondiale con il più grande raduno di centenari che si sia mai svolto. Siete campioni del mondo record e la frase è con estremo piacere: You are officially amazing. In una stanza 7.078 anni in totale, arrivano da tutta la regione. In Veneto infatti risiedono 1.570 centenari, tra le donne la più longeva è Ada con i suoi 104 anni portati splendidamente, ma il più anziano di tutti è Luigi Zanon, 106 anni, maestro di ballo che arriva da Treviso. Signor Luigi, come si fa ad arrivare a 106 anni? Ecco, eliminare dalla vita tutte le brutture. Lei però ha visto la guerra, 2 guerre. 4 guerre. Quanta guerra? Ho visto la Spagna, l'Albania, la Grande Guerra. 4 maggio 2024, la data storica di questo record mondiale. Eccolo qui, l'attestato che certifica l'obiettivo raggiunto a Padova dall'Opera Immacolata Concezione. Il record è stato ufficializzato dal giudice che per tutta la mattina ha verificato i certificati di nascita dei presenti, che sono stati immortalati da una splendida foto di gruppo dopo aver accertato che il raduno è durato più di 5 minuti come prevede la procedura. È un grande risultato per noi e credo anche per Veneto e per la città di Padova, che a livello di immagine assumono un ruolo importante nella capacità di gestire la longevità come risorsa. Una giornata di festa per celebrare il dono più bello, come dice saggiamente Luigi. La cosa più bella è la vita. Allora, dottor Bonifati, come commenta questo servizio importante per far capire che abbiamo questo scrigno magico pieno di queste realtà? Li avete visti, la voglia di vivere, la voglia di partecipare? Come si fa ad arrivare anche col cervello a questa età? Ma delle volte fanno dei ragionamenti e dei ricordi che neppure noi ci ricordiamo, loro si ricordano tutto. Ecco, una vita sana nel DNA. Cosa ci dice, dottor Bonifati, e complimenti per questi servizi a Padova? Ma sicuramente, intanto sì, complimenti per il servizio. Direi che come sempre ci vuole sicuramente una dose di familiarità, di fortuna se vogliamo, ma poi sicuramente possiamo metterci del nostro attraverso una vita sana, un'alimentazione sana, un'attività fisica costante che deve iniziare a 30, 40 anni, anche a 20 e non a 80, quindi un'attività fisica regolare, e allenare il cervello come alleniamo i muscoli, quindi continuamente essere attivi, quindi leggere, studiare, interessarsi, attività, il ballo, abbiamo sentito il Signore, quindi fisico e mente devono essere continuamente allenati se vogliamo arrivare a quell'età in buone condizioni, diciamo, sia fisiche in parte che mentali. È fondamentale, diciamo, curarsi, avere cura di se stessi, ecco, questo è, direi, la cosa più importante, più che non a volte fare tantissimi accertamenti, ecco, assolutamente. Dottor Bonifati, per quanto riguarda l'Alzheimer, come siamo messi? Ecco, questa malattia che preoccupa perché l'età è diminuita, ecco, abbiamo veramente un'età anche che veramente fa riflettere a volte, prego. Purtroppo è una malattia che ancora non ha una terapia, diciamo così, curativa, cioè, ci sono alcuni farmaci che però hanno un ruolo veramente molto minore. La ricerca però sta lavorando molto su questo e anche qui gli anticorpi monoclonali, c'è la speranza che nel prossimo futuro possano dare veramente un aiuto nel liberare il cervello da queste proteine che lo intossicano, per capirci, che si accumulano all'interno dei neuroni uccidendoli di fatto. La possibilità di usare degli anticorpi, quindi delle molecole mirate a queste proteine tossiche, è la speranza di un futuro che è molto difficile fare previsioni, però ci sono dei dati incoraggianti, delle sperimentazioni cliniche in fase molto avanzata.
E questo fa ben sperare e soprattutto la ricerca, ecco, investire nella ricerca è fondamentale, l'abbiamo visto qui i vaccini. Ecco, che esperienza avete avuto, dottor Bonifatti? Adesso sono passati fortunatamente degli anni, avete dei numeri, cosa potete dirci? Quanto siamo pronti rispetto, diciamo, a quell'anno che è arrivata questa pandemia, che tutti quanti, mi ricordo quel giorno avevamo ospite il dottor Benazzi che era preoccupatissimo perché era là da chiudere l'ospedale, non si sapeva più dove parare. Ecco, quanto è insegnato invece fare squadra, mettersi assieme, riuscire a investire. Prego, dottor Bonifatti. Ma mi sembra che, come sempre, poi nelle difficoltà a volte viene fuori il meglio e il peggio. Lì per molti aspetti è venuto fuori anche il meglio di un sistema che pensavamo potesse crollare. In realtà non solo non è crollato, ma ha messo in atto tutte le sue energie, compreso una grande gioco di squadra, per venire fuori da una situazione assolutamente eccezionale, perché appunto, come avevo detto anche l'ultima volta che ero stato con voi, insomma, era dai primi del secolo che non si vedeva un'epidemia di questo tipo, per cui essere completamente preparati era comunque difficile. Nonostante questo, nonostante purtroppo tutti i decessi che ci sono stati, ma il sistema ha retto, abbiamo rapidamente prodotto dei vaccini efficaci e anche questo è una grande novità, nel senso che nel giro di pochi mesi ci sono costruiti dei vaccini, mentre di solito ci vogliono anni, e l'epidemia è stata, diciamo, abbastanza rapidamente controllata. Io direi che, insomma, è stato un grande gioco di squadra, ci siamo messi in gioco tutti, siamo andati tutti a fare i medici vaccinali, il sottoscritto compreso, ma altri primari come sottoscritto, e tutti i ragazzi con cui lavoriamo veramente hanno dato il massimo per venire fuori da una situazione. E noi dobbiamo dire grazie, ha fatto bene a ricordarlo, difficile. Dottor Bonifatti, ha fatto bene a ricordarlo e dobbiamo veramente dire grazie, perché prima li chiamavamo mostri, angeli, poi qualcuno li ha fatti diventare dei mostri, aggressione, di più e di tutto di più, perciò ha fatto bene a ricordarle, io veramente vi ringrazio. Abbiamo Sandra da Padova. È caduta Sandra, vediamo se riusciamo a riprendere la linea. Allora torniamo invece a questa città a misura di donne, che è un'idea che ha avuto la nostra dottoressa Neroni, ma soprattutto con la collaborazione di tante realtà, di tante associazioni, sì. Ma la fatica di fare squadra, specialmente quando è nel nostro territorio, è una cosa grande. Complimenti e buon viaggio, ecco, perché veramente bisogna dire così. Ecco, cos'è che vorrebbe dire questa oggi dottoressa Neroni, specialmente alle tante persone che stanno ascoltando, ecco, l'importanza di fare squadra, come dicevano anche i miei ospiti precedentemente. Sì, noi intanto per questa edizione appunto abbiamo cercato di portare delle iniziative che fossero differenziate anche per fasce di età, per cercare di intercettare il più pubblico possibile. Ci sarà, a proposito di salute e benessere, una serata il 10 dedicata alla menopausa, in toni seri e anche scherzosi, storici e anche, diciamo, di vita quotidiana. 4 donne che dialogheranno per raccontare il loro punto di vista. Fermo un secondo perché ha ripreso la linea Sandra da Padova, se no mi ricade. Vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Ecco, molto brevemente, io sono dell'opinione che per avere veramente un'uguaglianza uomo-donna bisognerebbe che l'uomo partorisse almeno una volta nella sua vita e fosse, tra virgolette, costretto ad accudire, come facevano una volta, i bambini almeno per 6-9 mesi. Da lì, secondo me, la visuale della vita di un uomo rispetto a una donna cambierebbe radicalmente. Al di là di questo volevo sottolineare e sentire anche la dottoressa cosa ne pensa. Non ci lasciano nulla, nel senso, le donne per anni hanno fatto da mangiare con quello che c'era e anche col doppiere e un fiade acqua facevano un brodo favoloso. Ci sono delle donne chef? No, ci sono tutti degli uomini grandi chef. Le donne si facevano i vestiti da sole con la macchina da cucire a manovella, con gli scampoli presi anche con quello che non avevano. Quante donne ci sono? Ci sono delle donne, ci sono più che altro delle case di moda da donne, però gli stilisti sono tutti maschi, non ci lasciano nulla ed è ora appunto di cambiare, come ha detto la dottoressa, però sembra che i segnali non ci siano, perché se fanno diciamo così, una trasmissione, parlano di aborto e non c'è una donna, cioè di
cosa stiamo parlando. Vi ringrazio e vi saluto, arrivederci. Grazie Sandra per queste riflessioni. Prego, dottoressa Neroni. Grazie davvero, sì, la situazione è un pochino questa, tu giustamente mi avevi evidenziato prima il fatto di fare rete, è quello il primo passo, perché per 2000 anni di storia piano piano siamo state chiuse nel focolare ad accudire i bambini perché era più comoda quella situazione. Andiamo a vedere che è sempre stato poi l'uomo a decidere nell'arco della storia quando tirar fuori la donna da casa o meno, perché quando è stato il momento della prima guerra mondiale che loro andavano a combattere c'era bisogno di qualcuno che entrasse in fabbrica per mandare avanti le fabbriche, produrre i fucili e gli armamenti e mandare avanti il paese, allora le donne hanno potuto andare a lavorare. Tornati dalla guerra ci hanno rimandato a casa, scoppiata la seconda guerra mondiale sono stati richiamate un'altra volta e poi un'altra volta si era deciso di metterle a casa e nel momento in cui a quel punto le donne hanno detto no, che le cose sono cambiate. E quindi dobbiamo su questo fare rete, fare sistema, fare gruppo, fare alleanza, smetterla di dire anche fra di noi la frase che sento continuamente: le donne sono nemiche delle donne. Non è vero, è più facile che ci siano gli uomini che cercano di farci essere nemiche. Non sono d'accordo, tu non sei di questa idea, però ti dico che con la consulta femminile che siamo entrate a farne parte quest'anno, ci sono 7 associazioni, tutte storiche, molto importanti. Ma chi è che decide le associazioni che entrano? Scusatemi. No, lì basta che io vorrei capire non c'è una chiusura. Se la fanno e se la godono. Allora io ho qua presidenti di associazioni che vengono, che non sono mai invitate a nessun tavolo, mai. Eppure sono regolarmente iscritte, hanno speso anche dei soldini, non vengono mai invitate a nessun tavolo. Allora se è una questione politica, se io faccio parte di quel cerchio, quella presidente, perché è inutile che diamo sempre la colpa agli uomini, ce ne mettiamo molto anche noi, ma molto, questa realtà non la cambieremo mai, perché sarà sempre un circolo vizioso dedicato a quelle realtà che io conosco e che invito. Questo è come funziona. Infatti questa è la dimostrazione che io ho parlato con tantissime e nessuno sapeva niente di questa cosa. Posso Mirella su questo? Prego, ok. Invitata apposta. Grazie. Allora, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia, Olga Rilampa, un anno fa circa, ha lanciato un albo delle associazioni femminili della provincia di Treviso. Sai quante si sono iscritte? 12. Perché bisogna iscriversi, scusa? Perché lei faceva un censimento, ha detto io non le conosco tutte, ma come devo fare a sapere che tu esisti se non dove è stato fatto che anche a me non è arrivato niente? È stato pubblicato, ha fatto non è una arrivato niente, non è in 12. Allora lo dico sperando che ci sia qualche associazione e ti prego di farti allora, siccome io le ho 50 metri da dove ho il banco solidale e le ho invitate anche qui in trasmissione, se le avessi viste una volta, forse mi avessero detto con le sue associazioni, visto che ne ho anche parecchie, mai e poi mai. Questa è la realtà, cara dottoressa Neroni, che combattiamo tutti i giorni e questa è la dimostrazione dove tanti proprio spariscono. Quanti loghi ci sono? I loghi, io ho chiesto al comune un elenco perché sulla mail, diciamo, se vai su internet si trovano alcuni nominativi di associazioni. Ho chiesto al comune un'altra cosa. C'è volontari insieme. Sono invitati e fanno parte. Appunto. Allora andiamo dal dottor Bonifatti, che non vorrei fare questa polemica proprio con la dottoressa Neroni, ma voglio aprire la rete, per cui i fatti sono questi, in tanti abbiamo cercato di aprire la rete, ma ognuno si copia, ognuno faccio io che faccio meglio di te. Spero che tra voi uomini questo non ci sia, perché tra noi donne è una guerra comunque tutti i giorni, poi diciamo è colpa dell'uomo. Invece Tina Anselmi dimostrava e ha dimostrato, visto dove ha portato la sanità, ho avuto ospite la nipote proprio sabato, ecco l'importanza di credere nell'obiettivo che era la sanità per tutti, una buona sanità, e c'è riuscita, metteva in riga gli uomini: fumate in questa stanza, non fumate, andate fuori, qui dentro non si fuma. Ha raccontato degli aneddoti bellissimi la nipote di Tina Anselmi, questa donna caparbia che sapeva ascoltare, e guardate veramente la sanità, dobbiamo dire grazie anche a questa figura femminile se abbiamo avuto l'eccellenza nel territorio. Prego dottor Bonifatti.
Ma no, è un po' fuori dal mio campo, però io penso che saremo un paese civile nel momento in cui non ci porremo proprio il problema, cioè nel momento in cui se uno chiede cosa sai fare, cosa hai fatto, quali risultati vuoi raggiungere, senza proprio neanche pensare se davanti a un uomo, una donna, la razza, la religione, cioè questo fa di un paese un paese civile, nel momento in cui il problema proprio non si pone, ecco. Se il problema ancora si pone vuol dire che dobbiamo fare ancora dei passi avanti. Dobbiamo fare dei grandi passi. Senta, dottor Bonifatti, ma questa figura femminile all'interno degli ospedali sempre più prominente, abbiamo tantissime donne anche nelle sale operatorie, si parlava anche col dottor Farmia l'altro giorno, ecco, abbiamo avuto tanti ospiti e loro apprezzano anche però questa figura, ecco, soprattutto l'organizzazione, ecco, la caparbietà, la competenza. Prego, dottor Bonifatti, sempre di più questa donna è presente. Ma appunto, come dicevo prima, io veramente non guardo, cioè non è quello il problema. Il discorso è se sai fare quello per cui sei stato assunto e se lo sai fare bene, se ti impegni. Questo vale per la donna, vale per l'uomo. Poi ci sono sicuramente degli aspetti, tra virgolette, diciamo generi specifici, ma è la differenza che fa la qualità, quindi avere un mix di uomini, donne, giovani, anziani, esperienze diverse, alla fine vincente è la diversità, quindi va bene chiunque, l'importante è che sappia fare il proprio lavoro, che si impegni, che sappia lavorare bene, che sappia collaborare, per esempio, questo è fondamentale. E veramente diciamo che il genere, come appunto la religione o la razza, non hanno nessuna, per quanto riguarda il sottoscritto, veramente non sono un problema, ecco. Per questo le donne lavorano bene con lei, vero dottor Bonifatti? Là è il problema, trovare dall'altra parte non un Vespa ma una persona che veramente riesce a capire, tanto è vero che la prossima volta, allora dottoressa Neroni, una città a misura di persona, invece una città a misura di donne. Cosa dice dottor Bonifatti? Assolutamente, assolutamente. Io penso che appunto valgano le persone per quello che sono, con il loro carattere, i loro difetti, i loro pregi, ma ribadisco, quando un gruppo è disomogeneo, ben venga, vuol dire che ognuno porta qualcosa, ognuno impara qualcos'altro, ci si aiuta vicendevolmente, o le qualità di uno vanno a sopperire i difetti di un altro, tutti abbiamo pregi e difetti, voglio dire, quindi è importante che ci sia una variabilità in un gruppo. Io apprezzo molto questo perché si riesce a dare il massimo. L'ultima domanda velocissima, l'ho chiesta prima anche agli ospiti precedenti: sanità pubblica, sanità privata, liste d'attesa lunghissime, cosa ci dice dottor Bonifatti? Le rispondo molto semplicemente. La sanità pubblica ha un vantaggio che nessun altro ha, cioè non è a scopo di lucro. E quindi quando io prescrivo un esame, faccio una visita o prendo una decisione, non ho nessun, diciamo così, scopo di aumentare il mio, tra virgolette, budget. Cerco certo di usare bene le risorse, perché sono risorse pubbliche e quindi devo avere l'oculatezza di usarle al meglio come buon padre di famiglia, quindi è chiaro che cerco di non sprecare, però non ho l'obiettivo di, diciamo così, fare profitti, e questo è un vantaggio perché il paziente sa che tutto sommato riceve quello di cui ha bisogno, quello che la scienza ci dice. Poi il privato anche lui ha il suo ruolo, chiaramente può intervenire aiutando il pubblico, appunto magari accorciando liste d'attesa, dando delle prestazioni che magari il pubblico non riesce completamente, quindi come sempre una buona collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale, ognuno con i suoi compiti, e il compito fondamentale del pubblico è quello anche di controllare che il privato lavori bene e che dia effettivamente le prestazioni per cui il pubblico ha pagato. Ma direi che avere un sistema sanitario pubblico è qualcosa di veramente che non possiamo nemmeno immaginare diversamente, ma è qualcosa di inestimabile. Avere un sistema per cui tutti dal povero al ricco si possono curare, avere interventi chirurgici che costano centinaia di migliaia di euro senza tirar fuori la carta di credito. Quando la gente, per esempio, molto demagogicamente dice io pago le tasse, ho diritto a questo e a quello, spesso dovrebbe sapere che con le tasse che ha pagato tutta la vita certi interventi chirurgici non potrebbe assolutamente permetterseli. Negli Stati Uniti la maggior parte delle persone non può permettersi
di stare bene perché non può permettersi interventi chirurgici costosi, ricoveri costosi, terapie costose. Invece qui diamo tutto a tutti, è qualcosa di straordinario. Ha fatto bene a ricordarlo e la ringrazio, dottor Bonifatti, di averlo un'altra volta ricordato. Allora, un minuto per la nostra dottoressa Neroni. 8, 9, 10, 11 maggio a Treviso, prego. 11 maggio, a questo punto faccio un appello. Prego. La Vediamo mattina... anche la locandina, per cortesia, veloce. La mattina dell'11 di maggio, dalle 10 alle 13, in Loggia dei Cavalieri, abbiamo invitato tutte le associazioni che si occupano di donne a partecipare, dando loro la disponibilità anche di uno spazio per presentare le proprie attività e un tavolo che ci aiuterà a guidare UNICEF e per progettare insieme, per imparare a progettare insieme, perché la collaborazione appunto molte volte è difficile. Ti prego di farti da tramite, perché beh, più di così, guarda, no, più di così cosa devo fare? Ho invitato, è aperto a tutti e i nostri mezzi delle volte non ci permettono di raggiungere magari le persone che avrebbero voglia di partecipare. Questo mi dispiace moltissimo. Grazie a Francesca Neroni, Presidente Progetto Donne Venete, grazie al dottor Marco Bonifatti, Direttore Neurologia Treviso. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Penne alla pugliese. In questa ricetta sono presenti in forma abbondante i broccoli. I broccoli sono fra le verdure che fanno meglio all'organismo. Superfluo dire inoltre che sono ricchissimi di fibre come tutti gli ortaggi. Ingredienti per 4 persone: 320 g di penne, 800 g di broccoli, un quarto di litro di panna, un pizzico di maggiorana, uno spicchio di aglio, un peperoncino rosso, olio extravergine d'oliva, 6 cucchiai di pecorino grattugiato, sale. Pulite, lavate e tagliate grossolanamente i broccoli. Portate a ebollizione l'acqua per cuocere la pasta e immergete i broccoli. Dopo 5 minuti immergete anche le penne. Nel frattempo, in un tegame, fate rosolare l'aglio schiacciato nell'olio con una forchetta. Versate la panna, il peperoncino sbriciolato e mescolate in continuazione. Quando la panna sia un po' rappresa, unite la maggiorana e il pecorino. Se la salsa risultasse molto densa, potete allungarla con l'acqua di cottura. Scolate la pasta e i broccoli, versate nel tegame con la salsa, mescolate e servite subito. Buon appetito!